Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta, un'edizione questa ricca, parleremo di cronaca con una casalinga che è stata fermata e multata, aveva soccorso un motociclista che aveva avuto un incidente proprio di fronte a casa sua, ma non poteva uscire perché era in quarantena, dunque un caso che ha sollevato non poche polemiche e ne parleremo poi anche con la nostra redazione di Padova. Il fatto infatti è accaduto nel Padovano. Parleremo di politica, parleremo anche dell'evoluzione del Covid con la lettura, vi daremo la lettura del nuovo bollettino regionale dei nuovi positivi, un trend che è leggermente diminuito, poi vi faremo sapere anche i dati, ma parleremo anche di una notizia che era attesa, cioè la firma del nuovo DPCM che riguarda i negozi, dove e quali, in quali negozi bisogna presentare il Green Pass base. Un po' le voci che circolavano erano quelle che poi sono state confermate dal nuovo DPCM firmato da Draghi, dunque diviso in 4 grandi esigenze in pratica, dove non si deve presentare il Green Pass, esigenze alimentari di prima necessità, dunque al supermercato si potrà andare senza Green Pass per acquistare ad esempio del cibo, ma non per acquistare altri articoli, se no bisogna presentare il Green Pass base. Le esigenze di salute, dunque farmacie, ottici, lì si potrà entrare senza presentare il Green Pass, oppure nelle strutture sanitarie e sociosanitarie. Per le esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia, delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili. Ed ancora, le esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce. Dunque queste sono le novità. Si invece dovrà presentare il Green Pass negli uffici postali, si dovrà presentare il Green Pass anche nelle banche. Ad esempio una delle domande dal tabaccaio bisognerà invece appunto accedere con il Green Pass base. Dunque queste sono le notizie, poi ovviamente nel corso dei nostri telegiornali vi diremo proprio nel dettaglio i negozi con cui si potrà accedere senza Green Pass e invece quelle dove si dovrà presentare da adesso in poi, dal 1° di febbraio, il Green Pass base. Ne parliamo anche perché lo vedo già sullo schermo, non avrebbe bisogno di presentazioni, l'assessore regionale Roberto Marcato. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Dunque assessore, ha sentito, ha firmato questo nuovo DPCM, era atteso, si sapeva, insomma più o meno era quello che già circolava da qualche giorno, bene o male, insomma l'unico problema sarà, assessore, nei supermercati. Chi va a acquistare del cibo lo farà senza Green Pass, chi invece dovrà acquistare altri oggetti, altra merce, invece dovrà presentarlo. Quindi sarà non facile per il personale controllare, sarà abbastanza complicato. Quando si dovrà chiedere? Prima, dopo, alla cassa? Nel senso che a forza di declinazioni sul Green Pass qui saremo tutti costretti a prenderci una laurea in Green Pass, perché davvero ormai serve un vademecum che vuoi il carretto per portarselo via. Cioè, no? Allora c'è tutta la dinamica sui contagi, positivo o non positivo, se è stato contatto positivo oppure no, dipende. Adesso il Green Pass per carità, sì, siamo ancora in piena pandemia e quindi bisogna tutti quanti fare molta attenzione, però dobbiamo fare anche molta attenzione a non rendere la vita nella quotidianità un inferno. Ci sono tutte queste dinamiche, adesso perché hanno fatto il decreto, va bene, mi auguro che ci sia la volontà di come dire, sterilizzare certe incongruenze che davvero rendono difficile affrontare la giornata. Ecco, invece parliamo anche di un altro tema che è ovviamente caro ai cittadini, ma non solo, anche agli imprenditori, il caro bollette. Sembra sia stata raggiunta l'intesa, ancora dobbiamo avere i dettagli, però insomma sul tavolo ci sono 4 miliardi di euro. Sì, questo era un atto doveroso e noi, sia come Regione ma anche come partito, abbiamo fatto una pressione enorme su questo nei confronti del governo perché si arrivasse ad avere un intervento significativo. Rimane sul tavolo però il problema del rincaro del costo energetico
che non può essere risolto con interventi a fondo perduto mensili, perché noi non abbiamo la capacità di resistere all'infinito, non è che possiamo mettere 4 miliardi al mese, questo lo capisce anche un bambino. Allora qui ci deve essere un tema di rapporto fra paesi che vendono l'energia e paesi invece che dipendono da questi. Ci deve essere un rapporto molto più evoluto, ecco, mi passi il termine, e l'Europa dovrebbe essere questa cassa di compensazione fra paesi fragili come il nostro da un punto di vista energetico e i paesi invece forti come la Russia o la Cina, perché altrimenti mi chiedo che cosa serve all'Europa, insomma, se non interviene in questo ambito, perché è del tutto evidente che sotto c'è una speculazione. Ci sono anche degli elementi tecnici, è vero, ci sono stati dei ritardi dovuti a degli interventi programmati, tutto vero, ma di fatto è una speculazione, perché noi siamo passati da un anno in cui di fatto non abbiamo usato energia a un altro anno dove in 6 mesi abbiamo fatto le richieste dei 2 anni precedenti, e quindi insomma è del tutto evidente che c'è un tema di domanda e offerta, però l'Europa deve intervenire per far sì che ci siano dei prezzi adeguati. Cioè pensare che il governo italiano possa ogni 15 giorni mettere mano al portafoglio per sterilizzare gli aumenti è impensabile. Ecco, fra l'altro ieri proprio abbiamo raccolto anche il grido d'allarme degli imprenditori, perché dicono così già siamo in grande difficoltà, davvero così chiuderanno davvero molti. Sì, guardi, le do una notizia in anteprima perché ho firmato la convocazione 10 minuti fa. La settimana prossima ho convocato tutte le associazioni di categoria esattamente su questo tema. Uno, per fare il punto della situazione, quindi capire qual è l'impatto reale sulla nostra economia, sulle nostre imprese industriali, artigiane e commercianti, e due, capire quali sono gli interventi che sono significativi da mettere in campo e se gli interventi fatti fino ad ora dal governo sono sufficienti o meno. L'incontro avverrà la settimana prossima proprio su questo tema. Dopo ovviamente la Regione prenderà dei provvedimenti. Sì, per forza, come abbiamo fatto anche negli ultimi 2 anni, noi con le risorse che abbiamo, perché ahimè io non stampo moneta come lei può immaginare, e quindi con le risorse che abbiamo, io ho dato fondo a tutto quello che avevo per mettere risorse in disponibilità del sistema produttivo delle nostre imprese. Ho battuto cassa ovunque, banche, governo centrale, ministeri, Europa, ovunque, e faremo la stessa cosa. Insomma, tutto quello che possiamo fare lo facciamo con grande passione e grande coinvolgimento, ovviamente. Ecco, Assessore, io vorrei anche un suo commento riguardo una vicenda che sta sollevando non poche polemiche, che è quella casalinga nel Padovano che ha soccorso questo motociclista che ha avuto un incidente proprio di fronte a casa sua. È uscita, ma essendo in quarantena ovviamente è stata multata, ma andrà anche a processo. No, guardi, io mi auguro che ci sia un giudice a Berlino e che prenda in mano questa situazione. È incomprensibile, inaccettabile che una signora che dimostra di essere un cittadino modello perché interviene di fronte a un'emergenza venga multata per aver fatto questo. Ma non esiste, sulla faccia della terra, è una cosa che non ha nessun senso, non si può, non so come dire. Ma allora, scusatemi, andiamo a processo per omissione di soccorso. Scusatemi, questa qua ha fatto il suo dovere, ha fatto il soccorso, e questa va a processo perché ha fatto il soccorso. Ma io se vedo una persona che ha bisogno, contagiato o non contagiato, mi butto a capofitto, cosa devo fare? Cioè se vedo uno che sta annegando, mi faccio un tampone prima di buttarmi in acqua, ma che discorsi sono? Cioè questo eccesso di zelo, dopo mi perdoni, ma stiamo ragionando se fare un Presidente della Repubblica o no, condannato, e andiamo a rompere le balle a una signora che ha fatto il suo dovere. Guarda che siamo veramente un paese straordinario. Ecco, infatti, una vicenda, come dicevo, che ha sollevato davvero un bel po' di polemiche. Ma non stanno in cielo in terra una cosa del genere. Anzi, alla signora va tutta la mia solidarietà, tutta la mia vicinanza, le mando un abbraccio forte e un appello a chi deve gestire questa situazione di archiviarla immediatamente. Ma dai, non si possono fare queste cose.
Assessore, altro argomento molto discusso, la tensione all'interno della Lega e la base che chiede i congressi. Beh, hanno ragione, da questo punto di vista io li chiedo anch'io da mesi. Allora, noi abbiamo avuto un primo passaggio quando è nata la nuova Lega, dove non c'erano i termini tecnici per fare i congressi. Dopodiché questo si è completato, si è concluso l'iter, quindi a quel punto là i congressi si potevano fare, poi ahimè è arrivato il Covid che ha rarefatto le possibilità di incontro. Adesso c'è una volontà del governo precisa di non consentire assembramenti e riunioni, va bene, questa dura fino a marzo mi sembra, va bene. E dopodiché però la data dei congressi va messa, appunto. I militanti lo chiedono a gran voce, io l'ho detto anche ai vertici del partito, l'ho detto in maniera chiara e netta, i congressi vanno fatti, sono un bel momento di democrazia, sono un momento di dialogo e servono anche a stemperare questo ribollir dei tini che leggiamo ogni tanto sui giornali. Quindi fanno bene a tutti, sono esercizi e palestre di democrazia. Ecco, e per chi insomma la voleva come candidato a Padova, anche questo era uno degli argomenti insomma importanti. Ma allora, intanto ringrazio chi ha fatto il mio nome e devo dire che io in questi 2 anni ho incontrato molti rappresentanti di categoria, insomma, essendo io a Padova molto spesso, e in molti mi hanno chiesto di dare la mia disponibilità. Io, come sempre faccio, la mia disponibilità l'ho data, dopodiché il partito ha deciso che una figura civica può essere più appetibile da un punto di vista del consenso, quindi io mi attengo a questo. Sembra che ci sia una convergenza su Peghin, che è stato presidente di Confindustria a Padova. Va bene, insomma, non è un problema. L'importante è che le cose funzionino, dopo che sia marcato o non sia marcato, questi sono dettagli. Insomma, si diceva però, Assessore, si diceva però il nome marcato era sicuramente una garanzia per cercare di vincere in quel territorio. È anche vero che la certezza di questo la si sa quando si iniziano ad aprire le urne, perché poi il responso lo danno sempre i cittadini. Però, ripeto, il commissario Veneto, il commissario cittadino, il commissario provinciale e Matteo Salvini reputano migliore una figura civica e mi trovano d'accordo, cioè nel senso che se questo è utile ad allargare la base elettorale va benissimo così, ci mancherebbe. Senta, si è parlato di tensione all'interno della Lega, ovviamente non c'è una sfera magica, bisognerà attendere poi i congressi, ma secondo lei insomma, si riuscirà insomma, a rimarginare queste tensioni e queste spaccature all'interno della Lega? Ma guardi, con una grande dose di ascolto da parte soprattutto dei dirigenti o di chi ha ruoli anche amministrativi importanti, con una grande dose di sensibilità, con la possibilità di avere momenti di dialogo con i militanti e fra i militanti, io credo che non ci saranno grandi problemi. Che ci siano dialettiche anche vivaci in un paese, in un partito come il nostro, che è fatto di militanti appassionati, io lo trovo, come dire, anche molto sano. Cioè, sarei preoccupato ad avere un partito come il nostro, popolare e così grande, dove tutti quanti sta buoni e zitti, perché vuol dire che tutti morti, insomma, quindi il fatto che ci sia anche questa dialettica accesa, ma sì, ben venga, insomma, a me non spaventano. Dopodiché, se ci sono derive pesanti, quello non va mai bene, ma che ci siano dialettiche, contrapposizioni, visioni diverse, insomma, viva Dio, i partiti sono fatti di donne e di uomini e passione, questo è, quindi che ci sia dialettica interna, ma per fortuna va bene così, non è un problema per il partito, ecco, anzi. Assessore, tornerei solo un attimo, poi la saluto, era sul discorso si parla di sviluppo economico, si parla di economia, si parla di cercare di riportare un po' l'economia in avanti, eppure
ogni giorno, per non dire più neanche ogni mese, ogni giorno arriva qualcosa per cui le aziende vanno in crisi, già la pandemia ha creato quel che ha creato, poi insomma tutto questo un po' meccanismo dei DPCM, delle Green Pass, certo sicuramente utili, ma magari non facilitano il lavoro degli imprenditori, il lavoro dei negozianti, insomma cosa si può fare? Perché c'è poi una sorta di confusione che in questo momento è arrivata davvero ad un picco altissimo, non si capisce, quarantenne, non quarantenne, ci sono veramente 1000 chiamate, perché è veramente anche difficile capire anche per noi in realtà. Da una parte si può entrare, da una parte no, da una parte col Green Pass base, dall'altra parte col Green Pass rafforzato. Effettivamente la gente dice, cioè così non riusciamo nemmeno non solo a lavorare ma nemmeno a vivere. No, è quello che le dicevo prima, noi dovremmo fare un grande sforzo a livello governativo, parlamentare, un grande sforzo per semplificare procedure, perché giustamente, come faceva notare lei, già è difficile così. Se poi ci mettiamo anche la zavorra di tutta una serie di incombenze ulteriori, la ripresa poi fa fatica, anche perché io adesso insomma, mi sono incontrato anche con qualche esperto, stiamo cercando di capire, perché qui c'è da capire se per esempio la chiusura di anno che abbiamo avuto nel 2021 con la crescita di PIL più alta del Paese è una crescita vera, quindi stiamo parlando di ripresa strutturale, o è un rimbalzo tecnico rispetto a una molla che si era compressa a causa del lockdown. Cioè, sono due cose completamente diverse. Un conto è una ripresa, che vuol dire che abbiamo un respiro e una possibilità di crescita di qui ai prossimi anni. Cioè, un altro paio di maniche è solo un rimbalzo tecnico. Allora, se è un rimbalzo tecnico, questo va coltivato, va aiutato, e abbiamo un'occasione storica che è quella del PNRR. E qui dobbiamo usarlo bene, anche se mi permetto di dire che vedere che il 40% di questo PNRR per decreto deve essere usato al sud e il 60% fra centro e nord, io la trovo uno strabismo pericoloso, perché io innanzitutto avrei aiutato le regioni che sono in grado di trainare l'economia dell'intero paese, perché immaginare che le regioni del sud possano arrivare a mettersi alla pari delle regioni del nord, si campa a cavallo, insomma non abbiamo tempo, certo. Non abbiamo tempo, però insomma io sono ottimista e quindi sì, insomma incrociamo le dita. Certo. Assessore, la ringrazio, grazie davvero, grazie, le auguro anche buon lavoro. Grazie a lei, in bocca al lupo. Grazie. Noi andiamo avanti con questa diretta, perché ho visto prima sullo schermo proprio da Venezia la nostra Ilaria Marchiori, eccola qui che la vedo già. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete alle mie spalle il totem dell'Ulstre, serenissima, perché ci troviamo proprio nella sede Mestrina in questo momento, dove è in corso una conferenza stampa, tra l'altro in modalità online e in presenza, metà e metà, perché si sta anche ricominciando a rimodulare la questione presenze, proprio per essere il più possibili, per muoversi il più possibile con cautela, e a breve arriverà anche proprio qui il direttore generale Edgardo Contato per illustrarci alcuni punti salienti di questa conferenza, i contenuti principali. Ma intanto posso accennarvi già io qualcosa, perché si parlerà adesso, non appena arriverà, della questione che riguarda i tamponi che si stanno eseguendo proprio nel territorio dell'Ulstre Serenissima, con con aziende, oltre ai classici punti che conosciamo e che sono stati istituiti da subito, anche la collaborazione di altri centri che fanno parte dell'azienda e anche altre sedi territoriali che sono state aperte da pochissimo. Eccolo qui, il direttore sta proprio arrivando in questo momento, quindi lo facciamo illustrare direttamente a lui. Ecco, direttore, buongiorno, l'abbiamo strappata alla conferenza,
pazienza, per qualche minuto siamo in diretta. Allora, stavamo parlando della questione dei tamponi nel territorio dell'Ustre Serenissima e di tutte le sedi a disposizione, anche del fatto che sia stato ovviato anche al problema delle code che si sono verificate negli ultimi tempi. Sì, Venezia, lo sapete benissimo, è un luogo abbastanza particolare. Trovare delle stazioni idonee per eseguire tamponi non è facile. Noi abbiamo lavorato intensamente nelle settimane scorse proprio per identificare una soluzione che potesse dare una risposta reale a queste giuste rimostranze anche della nostra popolazione. E dopo aver messo insieme tutta una serie di considerazioni siamo arrivati ad un piano articolato su tutto il territorio, dove diamo una risposta alle rimostranze di Venezia, ma cerchiamo di risolvere i problemi su Chioggia, ai problemi che ci sono su Mestre, e andando ad offrire nuove sedi, allargando collaborazioni con altri soggetti privati e le associazioni di volontariato, e mettendo in campo anche la prenotazione nel momento in cui comunque non riusciamo con la prenotazione a creare dei vincoli, ma offriamo delle opportunità. Ecco, proprio la prenotazione è stata molto utile per poter offrire lo stesso servizio che si offriva prima, ma senza andare in affanno e anche senza far fare lunghe code agli utenti. No, il problema della prenotazione poteva essere quello che si chiudevano l'opportunità ai cittadini, e invece noi stiamo progressivamente lavorando proprio per far coincidere quello che è la domanda dei cittadini con l'offerta che stiamo dando nei nostri luoghi per i tamponi, proprio in modo tale che non ci siano lunghe attese e che i cittadini possano accedere ordinatamente al servizio. Direttore, c'era mai stato un momento da quando è scoppiata la pandemia in cui c'è stata una richiesta così elevata di tamponi nel territorio dell'Ulstrè? No, noi siamo arrivati a delle punte di 14-15 mila tamponi al giorno. Devo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo enorme sforzo, in particolare le farmacie, dove si sono rivolte tantissime persone. Noi siamo arrivati a 7-8 mila tamponi al giorno. Quindi questi sono numeri che mettono in crisi qualunque organizzazione, anche perché da un momento all'altro queste situazioni esplodono e noi spetta governarle, cosa che stiamo cercando di fare, mi sembra anche con un discreto risultato in questi giorni. Ecco, una notizia che abbiamo sentito proprio poco fa riguarda la possibile apertura di un nuovo punto a Favaro. No, noi abbiamo la certezza di poter aprire la prossima settimana un drive a Chioggia, e questa ormai stiamo allestendo il punto e la cosa è sicura. Stiamo lavorando anche a livello locale con i vigili in modo tale da capire la viabilità, l'impatto sulla viabilità, perché con certi numeri noi non dobbiamo creare ulteriore confusione, e stiamo appunto valutando un'area nella zona di Favaro proprio perché abbia le caratteristiche necessarie per poter dare un servizio senza creare delle situazioni di tensione. Ma l'Ulstrè non si ferma mai, è un continuo cambio anche di passo, anche di rotta in base a quello che succede. Certo, purtroppo, per fortuna il nostro lavoro, noi dobbiamo cercare di dare una risposta a dei bisogni dei cittadini. Ci stiamo confrontando in un momento storico particolare, abbiamo davanti e spererei alle spalle una pandemia, ma con questa quotidianamente noi ci confrontiamo, e ai bisogni che la pandemia porta a tutti i cittadini noi dobbiamo per nostro dovere dare una risposta. Un altro punto focale su cui si sta lavorando davvero giorno dopo giorno, anche perché ci sono continue nuove regole, è quello che riguarda le scuole. Sì, le scuole sono un'altra bella sfida. In questi giorni noi abbiamo registrato un incremento esponenziale dei casi nelle scuole e delle scuole in quarantena, quindi anche qui noi ci stiamo attrezzando proprio per far sì che i disagi che possono sorgere dalla quarantena, dall'uscita dalla quarantena, dall'uscita
anche eventualmente dall'isolamento non diventino un problema per le famiglie. Quindi stiamo già programmando in questi giorni i primi casi che abbiamo registrato una decina di giorni fa, proprio per far sì che le famiglie non debbano soffrire il prolungamento dell'isolamento o della quarantena. Direttore, forse questo è il momento più difficile per quanto riguarda le scuole da fronteggiare, perché diciamo che prima erano state chiuse, c'era la didattica a distanza, c'era stato il lockdown, forse questo è il più complesso in questo particolare momento, anche visti i numerosi contagi. Certo, però noi dobbiamo cercare di dare delle risposte, anche se fossero problemi semplici non ci sarebbe bisogno di star qui, però a parte le battute, no? Noi il lavoro che stiamo facendo è di cercare di garantire al meglio quelli che sono le regole che a livello nazionale e regionale ci vengono date. Anche la scuola ha il diritto di lavorare con tranquillità. Noi abbiamo un canale diretto con le scuole, ogni 15 giorni facciamo una videoconferenza con tutti i referenti didattici Covid collegati, si confrontano con i nostri tecnici, con i pediatri, e da questo confronto stiamo portando avanti un lavoro che a nostro avviso, facendo anche carico delle esperienze maturate, sta dando dei buoni risultati. Ecco, poi ovviamente con questi numerosi isolamenti, con le quarantene che riguardano un po' tutti, non solo i bambini ma molti adulti, le famiglie, ci sono anche le questioni dei Green Pass. Sappiamo che c'è una squadra che lavora molto bene nell'ULSS 3 proprio per cercare di dare il più possibile una mano quando ci sono degli intoppi. Sì, noi abbiamo degli operatori che sono gestiti dal Servizio di Sanità Pubblica, che quotidianamente lavorano su indicazioni dei cittadini proprio per cercarli di supportarli nel momento in cui devono ricevere il Green Pass e che magari trovano qualche intoppo. Noi siamo a disposizione, cerchiamo di mettere a disposizione la nostra esperienza, magari i nostri collegamenti, e diamo anche questo servizio. Ecco, nel frattempo le vaccinazioni stanno procedendo, in che modo? Sì, le vaccinazioni stanno procedendo regolarmente, anche facendo riferimento alla base con la quale noi ci confrontiamo. Noi abbiamo già vaccinato anche con la terza dose, con la dose booster, una grossa quota della popolazione, e i numeri stanno leggermente calando. Non facciamo più le 7.000 dosi come facevamo una decina di giorni fa, arriviamo a 3.500, 4.000 dosi somministrate ma comunque anche questo è un bel risultato. Questo può dipendere anche dal fatto che ci sono molti contagi e che quindi poi in qualche modo possano andare a sostituire quella che è la terza dose. No, ma c'è anche il fatto che noi abbiamo già vaccinato tanto, noi abbiamo già somministrato quasi 1.400.000 dosi sulla nostra popolazione, anche questo è un grandissimo risultato. Benissimo, ringrazio il direttore generale dell'ULSS 3 Edgardo Contato, lascio libero in modo che possa continuare la conferenza, ci vediamo a breve. Grazie mille, buon lavoro, grazie, buon lavoro. Grazie direttore anche a lei, dunque se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria, grazie anche al direttore insomma, che è stato, come hai detto tu, strappato dalla conferenza stampa, grazie e buon lavoro Ilaria. Noi andiamo avanti, ci spostiamo da Venezia a Treviso, perché sapete ieri c'è stato il primo giorno della richiesta dei Green Pass base per tutti i servizi alla persona, quindi estetiste, quindi parrucchiere. Parliamo proprio con una parrucchiera di paese che insomma è un volto già conosciuto, l'abbiamo già vista qua ad Antenna 3, Monica Zanlorenzi, buongiorno. Buongiorno a lei. Dunque, ieri prima giornata di richiesta di Green Pass ai clienti, intanto com'è andata? Ma è andata bene, dai. Abbiamo avuto un po' di paura ieri mattina, cosa facciamo, come ci organizziamo e tutto. Però diciamo che siamo molto felici perché la gente ormai sa le regole e soprattutto le rispetta. Ieri, come stamattina, sono entrati tutti già col Green Pass in mano, chi cartaceo, chi sul cellulare, aprivano la porta e mi dicevano: Monica, qui il Green Pass.
e quindi è una bella cosa. Quindi l'unico problema è le tempistiche, il tempo. Comunque tra una cliente e l'altra bippare ci vuole quei 5 minuti, però pensavo peggio, dai, è andata bene e sono contenta perché la gente rispetta le regole e hanno capito che non è colpa nostra, però è una regola che ci è stata imposta, quindi la rispettano e sono molto gentili. Ecco, per voi insomma come parrucchiere, ma anche le estetiste, è un po' una garanzia in più anche per voi questa, o solo dite insomma è un po' difficile perché comunque perdiamo più tempo, è più complicato ovviamente? Allora, sì. In effetti è una perdita di tempo, nel senso che tra una e l'altra perdiamo un po' di tempo, anche perché se mi arrivano col cartaceo è molto più veloce. Sul cellulare a volte aspetta che dov'è l'applicazione, dove ho fatto la foto, ci perdiamo un po' di tempo. Però io vedo che la gente è più tranquilla. Io con gli appuntamenti ho visto che non ho avuto disdette, non ho avuto problemi e la gente quando entra mi dice beh sai è meglio così, siamo qui protetti, sappiamo che la gente è vaccinata oppure ha il tampone, quindi sappiamo che dentro da voi il virus non c'è, non rischiamo, si sentono meglio, ecco. Ecco, tra i suoi clienti ovviamente, senza chiedere ovviamente, ma tra i suoi clienti c'è qualcuno che magari invece non ha magari il Green Pass fra i clienti e quindi magari può esserci qualche problematica, oppure quando richiedono l'appuntamento già di te insomma, o ricordate che c'è la necessità di avere il Green Pass base? Allora, da noi, per esempio, quando chiamano, c'è gente che ci dice serve il Green Pass, vero, devo venire, guarda che ce l'ho. C'è gente che magari non lo dice, allora glielo diciamo noi. Signora, quando entra, per favore, se può esibire il Green Pass perché ce lo impone la legge. E loro mi dicono sì, sì. Abbiamo avuto 2 persone sinceramente martedì che mi ha telefonato e mi ha detto guardi, visto la legge io non ho il Green Pass, posso venire prima che scatti la legge? E abbiamo detto di sì, sono venuti tranquillamente insomma. Però sono clienti che adesso non potranno più venire? Sono clienti che non potranno più venire. Io comunque ho constatato sinceramente la paura era quella di perdere una bella fetta di clienti, ma non parlo solo per me, parlo anche per le estetiste, i tatuatori e tutti. Però mi sono resa conto che ci sono tante persone per fortuna vaccinate e quindi perdiamo, ma secondo me non perdiamo sto granché. Sicuramente quello che non ha il vaccino non si fa il tampone per venire da noi perché è un costo ulteriore, questo l'abbiamo capito e ci rassegniamo insomma, perché spendere 15 euro per un tampone e andarsi a fare una piega e spenderne altre 20-30 euro è una spesa in più, quindi non lo faranno. Speriamo che quando decada tutto ci ritornino, dai, dobbiamo essere fiduciosi. Grazie Monica, grazie davvero. Grazie a lei, buona giornata. Grazie. Dunque, noi adesso ci fermiamo proprio per qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio, avremo altri ospiti ma anche molte altre notizie. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta e dunque vi do lettura del bollettino regionale. C'è una lieve diminuzione dei casi positivi. Nelle ultime 24 ore sono 19.117 le persone positive contro i 21.833 di ieri. Gli attualmente positivi, lo leggete, sono 27.957. La maglia nera va a Verona con 3.802, poi c'è Vicenza 3.682, Treviso con 3.337 positivi e poi Padova 3.427 in diminuzione, Venezia con 2.807, poi Belluno 795, Rovigo 830. Per quanto riguarda i decessi sono 24, mentre c'è una diminuzione anche per quanto riguarda la pressione ospedaliera, perché sono 1.765 le persone ricoverate con un meno
sono 41 nei reparti normali, mentre sono 203 ancora le persone che si trovano in terapia intensiva, con un -1 rispetto alle ultime 24 ore. Andiamo a Padova perché un'azienda di San Martino di Lupari è stata costretta a chiudere perché l'80% dei dipendenti è in isolamento. L'appello quindi della titolare al governo per permettere l'accesso privilegiato ai tamponi per i lavoratori. Chiusa fino a lunedì, ma la decisione è sospesa fino a quando il conto di chi potrà rientrare dopo il tampone per la fine delle quarantene sarà definito. L'azienda di San Martino di Lupari, che si occupa di costruzioni meccaniche di precisione, si è infatti trovata con l'80% dei suoi 70 dipendenti a casa causa Covid e con il comparto produttivo bloccato. L'indotto è di una settantina di persone e l'80% è o positivo, è contatto stretto, in isolamento domiciliare. Non si sa quando rientreranno, come rientreranno, perché i tempi dei tamponi sono biblici e quindi non lo sappiamo. Situazione insostenibile per cui l'imprenditrice chiederebbe al governo una procedura burocratica più snella per i rientri al lavoro. Io chiederei che fosse, oltre che snellita la procedura, anche che fossero dedicate alle aziende, ai lavoratori, sì, delle strutture in grado di reggere appunto i tamponi di zero, i tamponi di rientro. Imprenditori che fanno i conti con le perdite per la mancata produzione. A gennaio non fattureremo nulla perché per noi è una mancata produzione totale, nel senso che il mese di gennaio sarà zero. Poi però dovremo fare i conti comunque con i fornitori, gli stipendi, i contributi, le tasse, quelli non ce li abbona nessuno. Desolante vedere la produzione ferma per i titolari che condividono la preoccupazione e la frustrazione con i loro lavoratori. I lavoratori sono tristi almeno tanto quanto me, perché è mortificante vedere un'azienda chiusa in silenzio. Di solito non riusciamo neanche a parlarci in produzione, e invece oggi ci si sente. Ed ora una notizia di cronaca che arriva da Padova, un'operazione antidroga della polizia di Padova coordinata dalla DDA di Venezia contro un'associazione per delinquere gestita dai tunisini, che ha portato all'esecuzione di un provvedimento restrittivo per 21 persone che vivono tra Padova, Abano Terme, Rubano, San Giorgio delle Pertiche e Vigonza. La squadra mobile Eugane ha accertato che i componenti dell'associazione acquistavano con cadenza periodica partite di cocaina e di hashish che venivano vendute ad una vasta e stabile cerchia di clienti. Oltre 230 sono quelli che hanno verificato. L'indagine è iniziata nel 2018 dopo il ferimento a Padova di un tunisino da parte di alcuni suoi connazionali, aggressione che risultò collegata ad altri analoghi episodi verificatisi nello stesso giorno con un anche tentato omicidio all'Arcella. Dunque questa è l'operazione di droga. Parliamo però in questa edizione anche di politica, perché Franco Manzato, deputato della Lega Trevigiana, svela le strategie della Lega per il Quirinale, quindi sentiamo le sue parole. Si apre la partita del Quirinale, lunedì si comincia. Che cosa accadrà? Ma noi in questo momento ovviamente rimaniamo fermi e compatti sul nome proposto di Berlusconi. Se lui sta cercando di vedere se ci sono i numeri, in caso contrario ovviamente abbiamo delle alternative su cui sta lavorando Salvini, anche per condividere un nome che possa essere super partes, non solamente di centrodestra ma che vada anche oltre. Quindi aspettate che Berlusconi sciolga le riserve in qualche modo e poi diciamo che la Lega non si farà trovare impreparata. No, assolutamente no, noi non siamo assolutamente impreparati, la riserva non solamente deve sciogliere ma bisogna per essere eletti anche avere i numeri, quindi se ci sono faremo un'analisi tutti insieme, anche con l'opposizione, anche sul nome di Berlusconi, eventualmente si trova una figura di alto profilo che sia garante per tutti. La Lega è disposta quindi a scegliere un nome, diciamo così, condiviso, che vada oltre lo schieramento del centro? Ma io credo che sia necessario, io credo che l'Italia abbia bisogno di una persona di alto profilo che sia capace anche di essere rappresentante a livello internazionale degli interessi dell'Italia, e quindi questa sarà la figura.
Ed ora parliamo del Carnevale di Venezia, perché l'avevamo detto, insomma, anche nel corso delle nostre dirette, insomma, avevano detto anche dell'amministrazione comunale che il Carnevale di Venezia si doveva fare. Infatti il Carnevale di Venezia si fa. Come possiamo farlo? Certamente il Carnevale di Venezia si farà. Noi pensiamo che non sarà un carnevale di massa con assembramenti, ma sarà diffuso con tanti spettacoli e situazioni che avverranno nei luoghi della città. Lo ha detto oggi il sindaco Brugnaro, sindaco di Venezia. Ci sarà la possibilità in piazza San Marco di farsi riprendere su una macchina che abbiamo immaginato per poter testimoniare la propria presenza. Sarà dunque un carnevale, ha detto, diffuso, ha concluso forse anche con molto di qualità, evitando ovviamente le grandi masse. Dunque queste le parole del sindaco di Venezia. Abbiamo sentito prima la Monica Zanlorenzi che parlava del primo giorno del Green Pass base per accedere a tutti i servizi alla persona. Dunque siamo andati oltre che dal parrucchiere anche da un barbiere e da un estetista. Sentiamo che cosa ci hanno detto. Ho l'applicazione nel cellulare che controllo tutti i Green Pass. Chiedo al cliente gentilmente di esibirmelo appena entra, o se no al telefono quando prendo l'appuntamento chiedo se ce l'hanno, e se purtroppo non ce l'hanno devo lasciarli fuori. È quanto prevede il decreto anti-Covid dello scorso 5 gennaio che ha introdotto nuove regole per i clienti di parrucchieri, barbieri e centri estetici. Dal 20 gennaio chi non è vaccinato deve esibire all'ingresso almeno il Green Pass base, ovvero quello che si ottiene con un tampone antigenico valido 48 ore oppure molecolare, in questo caso la validità è di 72 ore. Cosa dicono i suoi clienti? Ma fino adesso non ho avuto ancora nessun problema. Una misura in larga parte condivisa dagli imprenditori del settore dei servizi alla persona, pronti a mettersi in gioco e a fare la propria parte. La cosa fondamentale è riuscire a rispettare queste regole. Più le rispettiamo e più riusciamo a uscirne prima da questo problema. Certo, il rischio è quello di perdere qualche cliente. Ne perdi perché giustamente ogni persona ha la propria ideologia ed è giusto rispettare la propria ideologia. Cioè io rispetto chi non vuole vaccinarsi, per cui clienti ne perderò in questo percorso e amen, non posso farci niente. Dunque abbiamo sentito le parole dei titolari dei servizi alla persona, ma sentiamo anche invece che cosa ne pensano proprio i cittadini che devono andare dal parrucchiere, dall'estetista e dal barbiere. Primo giorno di obbligo del Green Pass per andare dal parrucchiere, dal barbiere o dall'estetista. Insomma sì a trattamenti di benessere e bellezza, al taglio e colore dei capelli, alla manicure, ma soltanto se si è in possesso del certificato verde. E i clienti cosa ne pensano? Un pezzo di carta non è che ti garantisca un'immunità o il fatto di non essere contagiato o non contagiare. Dovrebbe esserlo, ma in realtà non lo è. Siamo appena state tutte e due e lo abbiamo dato con molto piacere perché troviamo giusto che sia così. È giusto così, magari tutti. Secondo me doveva essere comunque una misura presa anche prima di adesso, se serve a dare maggiore sicurezza e soprattutto per chi ci lavora. Speriamo che non sia controproducente per le persone che lavorano, tutto qua. È una garanzia in più secondo lei per le persone, per i clienti? No. Assolutamente no. Io sono contenta perché era un po' che non andavo, la settimana prossima ci vado perché sono più tranquilla. Purtroppo ci sono parrucchiere che sono Novax e dobbiamo stare anche attente a dove andiamo, insomma. Comunque dai, speriamo bene, adesso cambio parrucchiera. Ce l'ho e ci si adegua, dai, o ci salviamo tutti o nessuno. Dunque avete sentito anche i cittadini, insomma si stanno adeguando, come vi ricordo poi è stato filmato proprio oggi il nuovo DPCM che riguarda invece i vari negozi dove si potrà
accedere con il Green Pass base. Come vi avevo detto, sono stati divisi, quindi per le proprie necessità, le prime necessità, insomma le necessità si potrà accedere senza il Green Pass base, come ad esempio nei supermercati per poter acquistare il cibo. Invece per acquistare altri generi, altra merce, invece si dovrà presentare il Green Pass. Anche qui si dovrà capire come poi il personale dovrà operare, lavorare per riuscire a chiedere il Green Pass e suddividere appunto le persone che prendono soltanto il cibo da quelle che invece prendono altri articoli. Si dovrà accedere ad esempio in banca con il Green Pass alle poste, mentre negli uffici ovviamente dei servizi delle forze dell'ordine si potrà accedere anche senza Green Pass, oppure nelle farmacie. Poi ovviamente vi daremo anche del taglio di tutti i negozi dove si dovrà presentare il Green Pass, invece a quelli dove il Green Pass non servirà. Ovviamente dai tabaccai, era una delle domande che ci facevano anche i telespettatori, invece si dovrà accedere con il Green Pass in mano. Ed ora invece noi ci spostiamo a Padova, dove ne abbiamo parlato anche con l'assessore regionale Marcato, insomma una vicenda che ha fatto e sta continuando a far discutere molto, che è quello che riguarda una casalinga che è stata multata e sanzionata perché è uscita in quarantena. Ma ci racconta tutto la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori. Sì, ci spostiamo a Ospedaletto Euganeo, per la precisione nella frazione di Palluganeo. Era il 23 aprile 2020 e forse non sapevamo ancora che cosa sarebbe stato per noi il coronavirus, quando appunto davanti alla casa di questa donna di 56 anni accade un incidente. Un motociclista perde il controllo della sua moto, si schianta contro un palo e vola nel fossato. La donna non ha avuto esitazioni, si è ovviamente precipitata in strada a soccorrerlo, ma in quel momento, essendo risultata positiva al coronavirus, era in una situazione di isolamento. Quindi i primi soccorsi sono stati prestati da lei e anche da alcuni vicini. Sul posto sono poi arrivati i carabinieri che avendo percepito, insomma avendo ricevuto la notizia della sua positività al virus, tra l'altro la donna era proprio uscita di casa anche senza la mascherina, ovviamente nella concitazione del momento, l'hanno denunciata. Lei è stata processata, è stata condannata a 2 mesi di reclusione. La pena è stata commutata in una multa di 4.500 euro. A ricordo del vero, secondo le informazioni che abbiamo raccolto, insomma in questo momento di concitazione la donna non avrebbe fornito le generalità ai militari dell'Alma, infatti deve rispondere di entrambi i capi di imputazione. Ecco, lei vuole poter dire la verità, raccontare la sua storia, per questo insomma ha lanciato un appello e questo appello, tra l'altro, insomma tu hai accennato prima all'assessore Marcato, ma è stato raccolto anche da Matteo Salvini. Una multa assurda, 4.500 euro da pagare per essere corsi insomma a soccorrere una persona. Ecco, una vicenda che sta facendo davvero discutere e che noi cercheremo di chiarire anche in quelli che possono essere degli aspetti che ancora non sono davvero del tutto chiari. Noi abbiamo letto insomma anche di cronaca, ma una delle notizie insomma che tutti chiedono e che vogliono insomma avere notizie maggiori riguarda proprio l'attacco hacker. Tu sai se ci sono delle novità in merito a questo? Ecco, la novità è stata quella sicuramente diffusa ieri con un comunicato ufficiale da parte dell'azienda ULS Euganea, e cioè che la Procura di Venezia ha disposto il sequestro di tutte le cartelle che erano state pubblicate su questo sito pirata Lockbit dai pirati informatici. Un attacco che pare arrivi dall'Uzbekistan, è un sito uzbeko, infatti quello che è stato bloccato dalla Procura di Venezia. Ecco un primo passo per la sicurezza di cittadini e utenti. Ricordiamo che sono circa 9.000 i dati che sono stati pubblicati sul dark web dai pirati informatici che il 3 dicembre scorso hanno attaccato l'azienda ospedaliera di Padova. 51 cartelle, ai noi. Tra le possibilità potrebbe esserci quella che vengano chiesti, venga ricattato anche
anche il singolo cittadino utente che in questo momento è ricontattato. Chi purtroppo insomma è vittima, si tratta di tutti cittadini che si sono recati in un periodo adesso che non è ancora stato diffuso dall'ULSS, ma si tratta di persone che si sono rivolte all'ospedale di Schiavonia. Tutte queste persone l'ULSS le sta contattando per dare appunto le informazioni corrette nell'insegna della massima trasparenza. Ecco, un attacco hacker che ancora sta mettendo insomma alla prova i tecnici dell'ULSS 6, ne ha parlato anche ieri il governatore Zaia nel corso della sua conferenza stampa. La sicurezza dei nostri dati, la protezione dei nostri dati è sicuramente molto importante. Tra l'altro è notizia proprio di poche ore fa che anche un'altra importante azienda la provincia di Padova nei giorni scorsi ha subito un simile attacco e quindi insomma di sicuro su questo c'è ancora molto da lavorare. Ecco Chiara, un'ultima domanda, poi so che insomma sei impegnata, quindi ti lasciamo a lavorare. E abbiamo visto i dati, ultimi dati Covid sono in diminuzione e anche Padova insomma ha perso il primato, non è più la provincia più colpita, lo è Verona. Ecco, devo dire però che a Padova c'è una grande preoccupazione, infatti questa è una location un po' così arrangiata all'esterno del posto dove si tiene di solito la conferenza stampa per fare il punto della situazione dell'azienda ospedale di Padova. In realtà oggi era presente anche l'ULSS. Sono oltre 500 le classi in quarantena, pensate, le classi scolastiche, 250 quelle che riguardano i bambini insomma degli asili e delle scuole dei nidi e delle scuole dell'infanzia. Ecco, la preoccupazione adesso della sanità padovana è proprio concentrata su di loro, sui bambini. Hanno fatto il punto della situazione, ve lo racconteremo nei telegiornali di questa sera. In questo momento qui nell'azienda ospedaliera sono ricoverati 16 bambini tra un mese e i 15 anni. Alcuni di loro non sono vaccinati, quindi l'appello che io rilancio, l'hanno appena fatto la professoressa Dadalt e il responsabile dei pediatri dell'ULSS 6 Pisetta è quello proprio di rivolgersi alla vaccinazione, la fascia aperta dai 5 agli 11 anni, alle famiglie chiedono di avere fiducia e di vaccinare. Tra l'altro proprio in azienda ospedaliera, do una notizia di servizio, sabato e domenica tornerà il weekend a porta aperta, il quarto piano della pediatria, sarà possibile senza prenotazione portare appunto i bambini tra i 5 e gli 11 anni per la vaccinazione. Grazie davvero Chiara, buon lavoro. Grazie a voi. Allora, noi siamo in attesa poi di collegarci con l'assessore regionale Federico Caner per parlare anche ovviamente del turismo, un altro dei settori che è davvero in crisi, che continua ad essere in crisi, ma prima intanto vi presento l'ospite che ho qua in studio, il maggiore Giuseppe Agresti, comandante della compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, dopo con lei parleremo perché insomma, abbiamo tanti argomenti, partiremo dai controlli, anzi in attesa di parlare con l'assessore Caner, insomma tanti DPCM che sono arrivati uno dietro l'altro, che però sono importanti per salvaguardare la salute, ma sicuramente insomma anche un po' difficili per voi, perché voi comunque dovete controllare poi che vengano rispettate queste regole, quindi i controlli tanti durante questi anni e tanti anche soprattutto in questo periodo, con ad esempio abbiamo visto anche il Green Pass adesso obbligatorio in alcuni negozi sì, alcuni negozi no, e dunque controlli che voi dovete effettuare. Sì, l'Arma dei Carabinieri nella provincia di Treviso è impegnata a 360 gradi nella vigilanza sul rispetto delle norme per quanto riguarda il Green Pass, sia nelle sue articolazioni territoriali con le stazioni, ma anche con il supporto dei reparti speciali dei Carabinieri che sono presenti nella provincia di Treviso, che sono il Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità e l'Ispettorato del Lavoro, che nell'ambito delle loro rispettive competenze eseguono i controlli per garantire il rispetto della normativa in vigore. Senta, avete trovato tante irregolarità in questo periodo, oppure insomma tutto sommato? Noi avevamo sentito l'ex prefetto Laganà, diceva i trevigiani, i cittadini di Vittorio Veneto sono comunque responsabili per la maggior parte, poi ovviamente sappiamo che qualche irregolarità c'è, ma tutto sommato come va nel territorio di Vittorio Veneto? Dall'analisi dei controlli si evince un sostanziale rispetto della normativa, i casi di violazione sono molto limitati,
casi sporadici di persone che non rispettano le norme in vigore, però la maggior parte dei cittadini trevigiani, vittoriesi, di tutta la provincia in generale, sono molto ligi al rispetto delle normative sul Green Pass. Ecco, c'è una violazione, diciamo, maggiore che si riscontra? Beh, la maggiore violazione è quella della mancata esibizione nell'accesso ad alcune attività di ristorazione per quanto riguarda i bar, soprattutto con l'ultima introduzione normativa che prevede l'obbligo anche per la consumazione al banco, però per il resto là il controllo è positivo. Ecco, noi abbiamo oltretutto già detto, insomma, che è stato firmato il nuovo DPCM che riguarda adesso il Green Pass base su alcuni negozi, anche banche, poste, anche nei supermercati sarà un po' difficoltoso, l'abbiamo detto, perché si potrà entrare nei supermercati solo per acquistare il cibo e non per altra merce. Sarà sicuramente una difficoltà in più anche per voi questa, poi, per controllare questo. Sì, sono delle normative che prevedono un maggiore impegno da parte dell'Arma dei Carabinieri e del personale impiegato nei servizi di controllo, però si confida molto sulla collaborazione da parte dei cittadini che, come detto prima, nella provincia di Treviso sono molto responsabili e quindi non dovrebbero suscitare particolari criticità. Intanto la ringrazio. Io ho visto sullo schermo, non so se c'è ancora, l'assessore regionale Federico Caner. Eccolo qui, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a lei. La prima domanda è: come sta? Bene, dai, fortunatamente abbastanza bene, sì, ho solo un po' di mal di gola. Sappiamo che il Covid e la sua variante Omicron fortunatamente risulta, almeno per i vaccinati, meno, diciamo, forte, meno potente come effetti, e quindi in effetti francamente io mi sento bene, soltanto un po' di mal di gola. Insomma, speriamo in una pronta guarigione, assessore. Grazie mille. Senta, assessore, parliamo invece di un tema, ovviamente il suo, che è importante, che riguarda il turismo. Lei diceva servono regole condivise nei paesi europei. Ma assolutamente sì, perché vede, io sono bersagliato tutti i giorni da telefonate di albergatori, operatori turistici, chi ha agenzie di viaggi, un po' tutto il mondo del turismo, preoccupati per questa diversa applicazione delle normative in ambito europeo. Mi riferisco in particolare al tema del Green Pass. Voi sapete che da noi è stato ridotto a 6 mesi, quindi c'è la cosiddetta terza dose booster da fare entro determinati mesi, mentre all'estero ancora la normativa prevede diciamo un tempo molto più lungo e quindi nella maggior parte dei paesi ancora 9 mesi, e questo cosa comporta? Comporta che i turisti, in particolare mi segnalavano in questi giorni i turisti di origine polacca che vengono soprattutto nelle nostre Dolomiti a sciare. Tra l'altro il problema non riguarda soltanto il Veneto, ma poc'anzi ero al telefono col mio collega del Trentino, per esempio, che ha lo stesso identico problema. Molti stanno disdettando perché magari arrivano che hanno il Green Pass di 6 mesi e un giorno e automaticamente da noi risulta scaduto, quindi non possono entrare nelle strutture alberghiere, non possono andare a sciare, e questo è un problema perché soprattutto per i giovani dai 12 ai 18 anni in alcuni paesi la cosiddetta terza dose o booster non è ancora prevista, ed è ovvio che i genitori senza i figli dai 12 ai 18 anni non si muovono. Questo ha comportato centinaia, migliaia di disdette. Ecco, assessore, parliamo di ristori, si prevedono 100 milioni in più per il 2022? Sì, questa è una buona notizia perché è stato aumentato proprio di queste ore un aumento di 100 milioni in più all'interno del decreto Sostegni Ter. Questa è una cosa assolutamente positiva, perché a fronte della situazione che le stavo dicendo, quindi delle disdette che adesso stanno arrivando non solo purtroppo in montagna, ma ricordo che le città d'arte continuano ad essere in grande difficoltà perché sappiamo che quello è un turismo che molto spesso proviene da extra Europa, e quindi con tutta la situazione che abbiamo degli aeroporti e dei voli aerei che sono stati fortemente ridimensionati, questo ha portato una grande crisi. Quindi è fondamentale aiutare questo comparto che, ricordo, in Veneto essere la prima industria
con oltre 18 miliardi di indotto. Ecco, oggi abbiamo letto anche le parole, assessore, del sindaco di Venezia, che dice il carnevale si farà, ovviamente non sarà il carnevale di cui sappiamo, di quelli degli anni prima della pandemia, ma si dovrà fare. Questo sarà un po' un incentivo, anche se però i turisti comunque non potranno esserci, almeno una gran parte di quelli che sono, insomma, ci sono paesi che sono in difficoltà maggiore rispetto a noi. Beh, guardi, io credo che sia importante comunque mantenere il carnevale anche per una questione di immagine a livello internazionale, cioè abolire totalmente una manifestazione così importante ha delle ripercussioni. Ovvio che non potrà essere il carnevale a cui eravamo abituati, e ovvio è anche che bisogna comunicare alle persone di avere grande attenzione, quindi non solo l'uso della mascherina, ma il distanziamento e tutti quegli accorgimenti che diventano fondamentali, e sicuramente contenere anche i numeri, perché non possiamo permetterci che il virus circoli in maniera così veloce come del resto sta facendo. Però concordo sul fatto che non si fermi la vita. Ecco, io questo l'ho sempre ripetuto negli ultimi 2 anni, perché soprattutto il mondo del turismo, ma tutte le attività economiche hanno bisogno anche di messaggi di tranquillità, di serenità, di dire che comunque la vita va avanti, e fortunatamente, come nel mio caso vede, il Covid con la variante Omicron, diciamo che si diffonde molto più velocemente delle altre, però diciamo che l'impatto che ha nei confronti delle persone, dobbiamo essere onesti, è diverso, perché con gli stessi numeri 2 anni fa avevamo gli ospedali strapieni, le terapie intensive che oggi sarebbero al collasso, quindi significa che insomma dei passi avanti in questi 2 anni si sono fatti. Ecco, assessore, lei diceva appunto le città d'arte sono quelle che sono maggiormente colpite. Sì, le città d'arte purtroppo, mentre per esempio, che ne so, la Costa Veneta, il Lago di Garda, la montagna, già nell'estate 2021 sono ripartite anche in maniera forte, perché io ricordo, e lo ricorderà anche lei perché abbiamo avuto modo proprio da questa trasmissione di discuterne, ad agosto noi avevamo un mese che era pieno al 100% di occupazione, se non era al 100% era 98-99%, e questo al mare, al lago e in montagna. Quindi il segnale era di una ripartenza immediata. Ma perché? Perché molti erano veneti o erano italiani che si muovevano, andavano al mare, andavano in montagna. Per quanto riguarda le città d'arte, invece, solitamente quel numero alto di persone che arrivano sono stranieri, tra l'altro provenienti non solo dall'Europa, ma soprattutto da extra Europa, quindi dagli Stati Uniti in particolare, dal Sud America, dall'Australia, dal Giappone, dalla Cina. Queste persone, a causa della chiusura degli aeroporti o ridimensionamento dei voli, non è potuta venire, e quindi le città d'arte, gli alberghi delle città d'arte e anche l'extra alberghiero delle città d'arte è andato in forte sofferenza. Quindi sicuramente tra i vari comparti è quello che non è mai ripartito e che ha, secondo me, maggior bisogno di ristori. Ecco, ovviamente non potremo fare previsioni, insomma l'estate ancora è lontana, però insomma già ci sono sindaci un po' così allarmati, perché poi ha visto il nuovo DPCM, ci sono delle misure anche per tutti i negozi, e quindi insomma sono preoccupati anche nelle zone balneari per la stagione che si spera sia davvero migliore. Beh, la preoccupazione c'è ovunque. Adesso, come le dicevo, in questi giorni l'abbiamo in montagna per il comparto invernale, ma sicuramente anche il comparto estivo sta già mettendo le mani avanti, e quindi è preoccupato. Io, come sempre, sono fiducioso. Ho sempre detto che il turismo è il primo, sicuramente è stato il primo a fermarsi col Covid, ma sarà anche il primo a ripartire. L'estate scorsa, scusate, ce l'ha dimostrato, e io sono convinto che appena questa situazione scemerà, perché come abbiamo visto, insomma, oggi, questo mese, probabilmente fino a mese, è il momento di picco massimo, poi se Dio vuole dovremo cominciare a migliorare. Quindi presumo che per aprile già i numeri siano completamente diversi, e avremo, secondo me, già il ritorno dei primi turisti tedeschi che per la Pentecoste arriveranno. Ecco, io vorrei che fossimo in tranquillità, in sicurezza per la Pentecoste, il che significherebbe avere un turismo estivo
che riparte alla grande. Ecco, vorrei anche leggerle un'ANSA, così la commentiamo insieme. Un fondo finanziato con 50 milioni nel 2022, scusi, e 100 nel 2023 per gli indennizi per gli eventuali danni legati ai vaccini anti-Covid. È una delle novità emerse nel corso della cabina di regia su bollette e sostegni Covid. La misura dovrebbe entrare nel decreto. La questione degli indennizi era già stata posta nelle scorse settimane dal Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti, che secondo quanto si apprende avrebbe espresso soddisfazione per il recepimento della misura insieme ai colleghi della Lega, Erika Stefani e Massimo Garavaglia. Sì, questo è un provvedimento molto importante, ha fatto bene a ricordare anche il tema energetico, perché questa è un'altra questione che mi viene posta in questi giorni da molti operatori. Si sono triplicate le bollette energetiche e lei deve ben capire che questo è un problema ovviamente per tutti i cittadini, perché noi tutti abbiamo le bollette da pagare e quindi anche per le famiglie, soprattutto le famiglie meno abbienti, questo diventa veramente un problema grande da affrontare. Ma nel comparto turistico chi ha strutture anche di certe dimensioni e quindi ha un fabbisogno energetico molto elevato, passare, come ho visto io, da bollette da 8-10 mila euro a oltre 30 mila euro è un bel problema, insomma, soprattutto in un momento di difficoltà e anche di disdette, come abbiamo detto, per le motivazioni che prima abbiamo detto. Quindi ci vuole un intervento a 360 gradi, da un lato intervenire, come ha detto bene il Ministro Garavaglia, io lo sostengo in pieno su questo, quindi norme e regole comuni sul Green Pass a livello europeo, perché altrimenti i turisti dell'est Europa, in particolare oggi sul settore invernale, invece che venire a sciare in montagna in Veneto, in Trentino e in Alto Adige, se ne vanno in Austria, in Svizzera o da qualche altra parte, quindi regole comuni su questo. Dall'altra parte aiutare i nostri albergatori con dei ristori adeguati, soprattutto sarebbe già una grande cosa con l'adeguamento per le bollette energetiche, quindi un contributo sarebbe un buon passo in avanti. Ecco, ultima domanda, poi la lascio andare. Ricorso alla CIG scontato per hotel, agenzie di viaggio, ristoranti, bar, mense, catering, parchi divertimento, stabilimenti termali, discoteche, sale da ballo e sale da gioco, ma anche per musei e radiotaxi. Lo prevede ancora la bozza del nuovo decreto sostegni. Sì, anche questa è una misura fondamentale, la cassa integrazione, perché in questo momento, come le dicevo, a causa delle disdette gli albergatori sono sempre, albergatori non solo, tutti gli operatori che lei ha citato, anche il comparto della ristorazione, museale, culturale, insomma tutti coloro che hanno assunto del personale in previsione di alcuni flussi turistici o di entrata e poi di punto in bianco si trovano con la metà di queste persone a disposizione, forse anche meno, significa dover licenziare e quindi è fondamentale prorogare la cassa integrazione per aiutare tutto questo comparto. Grazie davvero Assessore. Grazie a voi e buona giornata. Grazie anche a lei, buon lavoro. Grazie. E noi torniamo invece al Maggiore Agresti, che avevo temporaneamente lasciato, perché abbiamo parlato dei controlli, abbiamo detto tantissimi controlli anche con l'arrivo poi di questo nuovo DPCM e loro sempre in prima linea. Non è facile perché sono 1000 i risvolti, 1000 fanno anche difficoltà ai cittadini, perché molte volte anche loro sono in difficoltà per capire se devono presentarlo o non devono presentarlo. Adesso sarà ancora peggiore con questo nuovo DPCM, perché in alcuni posti si dovrà presentare il Green Pass base, in altri invece no. C'è anche, insomma, voi anche cercate di aiutare, di dare informazione ai cittadini, perché ovviamente non è facile neanche per loro. Sì, l'Arma dei Carabinieri come servizio di comunità e vicinanza al territorio svolge anche questo compito di fornire consulenza, assistenza e informazioni sia a livello telefonico mediante le chiamate al 112, ma anche in presenza mediante l'interlocuzione tra le pattuglie che sono sul territorio e i cittadini che si trovano a dover rappresentare un problema o chiedere un chiarimento, un dubbio. Ecco, ci sono tanti cittadini che vi chiedono informazioni. Sì, diciamo il contatto con la popolazione è frequente e quotidiano.
a qualsiasi ora del giorno e della notte c'è sempre un carabiniere nel territorio che è pronto a rispondere e a venire incontro alle esigenze che vengono rappresentate. Fra l'altro ci sono anche molti giovani che vogliono avvicinarsi all'Arma, ai carabinieri, e so che c'è un nuovo bando. Io chiedo intanto alla regia se ci puoi mandare in onda il filmato proprio riguardo a questo, e poi magari lo commentiamo insieme al Maggiore. Seguire le proprie ambizioni è l'istinto più naturale del mondo. Dedicare la propria esistenza al servizio degli altri è aggiungere al mondo se stessi. Dipende tutto da una scelta, perché la strada che prendiamo è ciò che un giorno diventeremo. Se la tua scelta è aiutare gli altri, scegli di diventare un ufficiale dei carabinieri. Se hai compiuto 17 anni e ti stai diplomando, consulta l'area concorsi del sito www.carabinieri.it. Dunque, parliamo di questo bando per chi vuole avvicinarsi a questa carriera, a questa attività importante che è quella dei carabinieri. Il bando di concorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio scorso e il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stato fissato nel 15 febbraio 2022. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini italiani di età compresa tra i 17 e i 22 anni che o stanno per conseguire o hanno già conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Questo bando di concorso permette l'accesso alla formazione per diventare ufficiali dei carabinieri. L'ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, che è un cittadino italiano che è spinto dalla motivazione a voler essere una persona che contribuisce al bene comune, volere un futuro migliore per sé e per l'Italia, svolgendo questo tipo di professione che ha una funzione sociale, che è quella di migliorare la qualità della vita delle persone nelle comunità e nei territori in cui si viene chiamati a svolgere il proprio servizio. Ecco, ma ci sono delle caratteristiche fisiche che ad esempio un giovane deve avere per poter accedere a questo bando? Sì, il bando di concorso illustra in maniera dettagliata tutte le fasi concorsuali che prevedono sia il possesso di requisiti di carattere logico e culturale con lo svolgimento di prove scritte per valutare le conoscenze e le competenze, ma anche dei test fisici e visite mediche che prevedono il controllo sia dell'attitudine a svolgere il servizio militare, sia il possesso di quei requisiti fisici che permettono appunto di poter poi effettuare l'addestramento, che è molto impegnativo durante i 5 anni di corso che si intraprenderanno qualora venga superato il concorso e si acceda a questo tipo di carriera. Ecco, chi ad esempio non può accedere a questo bando? Se parliamo dal punto di vista fisico, non possono accedere quei soggetti che hanno delle particolari patologie o immunologie che sono stabilite dalla direttiva in vigore per quanto riguarda l'arruolamento e il servizio nelle forze armate e che quindi non possono essere dichiarati idonei per svolgere questo tipo di professione. Per il resto il possesso dei requisiti ordinari è garanzia di poter accedere e fare le prove. Ecco, lei diceva bisogna essere un po' spinti anche dalla passione, perché il vostro lavoro, la vostra attività, cioè anche ci vuole passione per poterla fare. Quali sono, perché una persona dovrebbe iniziare questa attività? Cosa ci vuole? Cosa ci vuole per essere un carabiniere? Per fare il carabiniere innanzitutto ci vuole una motivazione che è quella legata al voler apportare un contributo importante e incisivo per migliorare e risolvere i problemi che affliggono la società, che possono essere appunto la criminalità, l'inquinamento o la devianza sociale e i fenomeni criminali che colpiscono tutti i territori in Italia. E poi c'è la motivazione legata alla possibilità di intraprendere un percorso che
porta a una immediata indipendenza dal punto di vista economico, quindi la possibilità di sostenere degli studi e intraprendere questo tipo di professione senza dover dipendere necessariamente dalla propria famiglia di origine, e soprattutto le sfide che si viene chiamati ad affrontare in incarichi che sono tutti diversi, in posti diversi che vanno dal nord al sud dell'Italia, isole comprese, ma anche la possibilità di svolgere incarichi all'estero con proiezione internazionale, qual è quella che l'Arma dei Carabinieri pure è chiamata a svolgere nel suo servizio d'istituto. E quindi tutte queste motivazioni spingono una persona a voler essere protagonista nella risoluzione dei problemi che affliggono la società. Ecco, fra l'altro noi parliamo di giovani, ma non solo di giovani uomini, ma anche le ragazze. Sì, il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani senza alcuna distinzione di sesso. La normativa nazionale prevede appunto dal 2000 la possibilità di accedere alle forze armate anche per il personale di sesso femminile, non c'è nessuna limitazione a livello di quote, quindi il 100% di donne idoneo al concorso può accedere all'Arma dei Carabinieri. Ecco, prima di chiudere magari questo argomento vogliamo ricordare la scadenza di questo bando per chi è interessato. 15 febbraio 2022, per ulteriori dettagli e informazioni consultare il sito internet www.carabinieri.it e le pagine ufficiali Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Ecco, noi abbiamo parlato anche di giovani, no? Abbiamo parlato di giovani che si avvicinano all'arma, ma parliamo anche di giovani in questo periodo che è stato difficile, lo sappiamo, per cui ne abbiamo parlato anche tanto con gli psicologi, insomma si è generata anche un po' più di violenza durante il lockdown, durante la pandemia. A voi avete riscontrato questo tipo di problematica con qualche fenomeno forse in più rispetto al passato? Sì, diciamo che la pandemia purtroppo ha aumentato casi di disagio che alcuni giovani hanno pensato di sfogare con i comportamenti che sono stati contrari alle norme e alle leggi. In particolare ricordo personalmente a Vittorio Veneto la vicenda di una baby gang formata da 6 minorenni che per mesi nel corso del primo lockdown, quindi marzo-luglio 2020, si sono resi responsabili di episodi di violenza che andavano addirittura a sfociare in estorsione e rapine nei confronti di coetanei e che quindi non erano dettati da un'esigenza di carattere criminale e quindi far parte di una consorteria che voleva esercitare questo tipo di condotte, ma era un'affermazione della propria personalità dovuta appunto al disagio legato alle limitazioni della pandemia. Ecco, se lei dovesse dare magari qualche consiglio alle famiglie, perché poi c'è anche un po' una sorta di vergogna, a volte non si chiamano le istituzioni, a volte non si chiede magari aiuto anche alle forze dell'ordine, sapendo magari che magari il proprio figlio, insomma qualche marachella, possiamo chiamarla così, anche se non è così per le baby gang immagino, cioè se dovesse dare un consiglio alle famiglie, se vede qualche comportamento diverso da parte dei giovani. Il consiglio è quello appunto di allertare le istituzioni preposte, che sono innanzitutto i servizi sociali, i servizi sanitari nell'ambito dei distretti e le forze dell'ordine, quindi noi come Arma dei Carabinieri, che siamo a disposizione per cercare di prevenire e di intervenire per tempo sulla problematica per evitare che possa avere risvolti che vadano a finire nell'ambito penale. Ecco, siamo arrivati praticamente quasi, insomma, stiamo ancora nella pandemia, perché purtroppo abbiamo visto anche dei dati, c'è ancora un numero alto di positivi. A Vittorio lei diceva sono tutto sommato, i cittadini rispettano le regole, non ci sono grandi problematiche. No, o grandi criticità, ecco. No. Dall'analisi dei controlli, come detto prima, la maggior parte dei cittadini sono rispettosi delle regole.
chiedono addirittura prima di fare qualche tipo di attività qual è la normativa prevista, che tipo di Green Pass ci vuole, che quindi sono molto coscienziosi e gli episodi di illecito sono veramente residuali. Io ringrazio davvero il Maggiore Agresti per essere stato con noi, vi ricordo appunto il bando di concorso per gli ufficiali, giusto? Sì. E che scade, mi scusi ancora, 15 lo ripetiamo. febbraio 2022. Perfetto, per tutti i giovani e giovani, se vogliono partecipare al bando lo possono fare tranquillamente, un modo insomma per una carriera diversa. Ma insomma l'importante è avere la passione, perché immagino che questi uomini che sono sul campo, queste donne che sono sul campo, sul territorio, davvero ogni giorno insomma devono avere anche tantissima passione per poter svolgere questo compito che, lo diciamo, insomma non è mai così facile. Esatto, è un compito che è sempre impegnativo e non è mai, diciamo, ordinario, ci sono sempre sfide nuove da affrontare. Grazie, intanto ringrazio il Maggiore Agresti per essere stato con noi, comandante della compagnia di Vittorio Veneto. Io intanto volevo parlare anche di un'altra vicenda che continua a girare nei social, che è una preghiera davanti al Duomo di Castelfranco, un invito che circola ormai sui social e che rimanda ad un gruppo che dice di voler proteggere la libertà contro gli attuali provvedimenti, parlando appunto di provvedimenti, in primis il Green Pass e le vaccinazioni. Sentiamolo. Nessuna autorizzazione è stata chiesta all'amministrazione comunale per l'utilizzo del Sagrato del Duomo e sappiamo che, essendo suolo pubblico, nel momento in cui si dovessero realizzare e tenersi degli eventi con partecipazione pubblica serve una concessione e naturalmente non l'abbiamo concessa, non avendo nessuno richiesto lo spazio del Sagrato del Duomo. Nessuna richiesta ufficiale in comune, solamente questi volantini che attraverso un tam tam sui social sono arrivati anche all'attenzione del sindaco di Castelfranco Marcon, venuto a conoscenza informalmente del momento di preghiera che dovrebbe svolgersi stasera sul Sagrato del Duomo castellano. Un evento nazionale spontaneo, si legge nella locandina, di cui però non si conosce l'organizzatore. Solo un motto in latino che riconduce ad un blog che affronta temi religiosi ma non solo, nel quale si parla di eventi di preghiera simili a quello in programma a Castelfranco per rivendicare la libertà schiacciata da quella che viene definita nel blog una dittatura che avanza a colpi di decreti. Una serata di preghiera di cui anche i parroci castellani sono all'oscuro. Ho parlato con Don Dionisio e con i responsabili delle parrocchie di Castelfranco Veneto, i quali non sanno nulla, e sulla scorta di questo presunto essere legato ai Novax, chiamiamoli così, le parrocchie mi tengono a precisare che loro non hanno nulla a che vedere con questo tipo di manifestazioni e tantomeno vogliono essere strumentalizzati politicamente su una questione che a loro non interessa. Anzi, precisano che le chiese di Castelfranco Veneto assumono una posizione responsabile e consapevole rispetto alla campagna dei vaccini ed essere pro scienza. Nemmeno carabinieri o questura, avvertiti dell'evento dal sindaco Marcon, hanno ricevuto comunicazioni ufficiali. Potrebbe succedere che se viene annoverato a evento pubblico e non autorizzato, chiedere lo smobilizzo, potrebbe essere sanzionati. Adesso ci stiamo confrontando con le forze dell'ordine. Bene, ora andiamo a Treviso, dove per noi ci dovrebbe essere il nostro Christian Arboit che parla insomma di classi sotto provvedimento a Treviso, un allarme rosso nella scuola. Christian, buongiorno, ti vedo. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te, ai telespettatori e telespettatrici di Antenna 3. Treviso che resta a maglia nera sul fronte del contagio in classe, perlomeno questo dicono i dati del monitoraggio, che è un monitoraggio costante da parte dell'ULS 2 Marca Trevigiana, una vera e propria task force, non c'è niente da dire. Stiamo raggiungendo quota 3.000 classi sotto provvedimento. Per l'esattezza, Daniela, il dato è questo. Parliamo di 2.837 classi soggette a provvedimento. Di queste 932
quarantene, 501 monitoraggi, 1134 in autosorveglianza e ben 270 miste, ovvero sia soggette sia a quarantena che a monitoraggio. È un contagio che galoppa, è quasi esponenziale da un certo punto di vista, perché ti ricordo una settimana fa più o meno eravamo a 1000 classi sotto provvedimento, ora stiamo raggiungendo quota per l'appunto 3000. Il dato è della tarda mattinata, quindi è verosimile che nel corso della giornata vada ulteriormente ad aggiornarsi. Questo è il quadro nelle scuole. Come ti dicevo, la Marca Trevigiana maglia nera, ma a numeri consistenti si registrano un po' in tutte le province del Veneto. E in termini pratici cosa succede? Lo sanno benissimo le famiglie alle prese con la DAD, con la didattica mista, con normative che sono sempre meno chiare. Questa è la lamentela che riceviamo quotidianamente anche in redazione. Resta poi il disagio fortissimo delle scuole, perché ci sono poi problemi operativi non solo nell'organizzare la DAD. C'è da dire che da questo punto di vista il lockdown, la zona rossa, le varie restrizioni che si sono succedute in questi mesi, in questi 2 anni di pandemia sono serviti, quindi tutto sommato le scuole sanno gestire la DAD. Il problema sono gli operatori, gli insegnanti, che a loro volta sono in quarantena, sono soggetti a isolamento, sono positivi, sono contatti stretti, a loro volta magari sono genitori in DAD. Questo sta portando a uno svuotamento delle classi, a un vero e proprio allarme rosso sul fronte degli insegnanti, della carenza di personale. Ieri vi abbiamo raccontato la storia dell'Istituto Comprensivo di Silea che tramite un tam tam sui social ha aperto d'urgenza a dei supplenti. La stessa cosa ha fatto stamattina, ne abbiamo parlato a lungo con la preside del Max Planck, un istituto superiore, la preside Emanuela Paul, che nei giorni scorsi ha aperto una vera e propria procedura d'urgenza e ha richiamato, pensa, in classe come docenti, provvisori, supplenti, chiamiamoli come vogliamo, dei ventenni, dei ragazzi che si sono diplomati al Max Planck pochi anni fa. Quindi di fatto in questi giorni ci sono dei ventenni che stanno insegnando a dei diciottenni, ovviamente con dei criteri, parliamo di studenti universitari che si stanno formando, quindi con un livello di conoscenza più elevato, però stiamo registrando questo fenomeno, un'operazione che la stessa preside del Max Planck ha definito molto interessante da un punto di vista strettamente pedagogico. Resta il fatto che le scuole del territorio stanno correndo ai ripari in questa maniera, attivando delle procedure d'urgenza che sono possibili all'interno dell'autonomia scolastica di singoli istituti. Perché cosa succede? Lo dico in parole molto semplici. A settembre, nei mesi autunnali, valgono le graduatorie ministeriali che poi vengono gestite dall'ufficio scolastico regionale e dagli uffici scolastici provinciali. Quando queste graduatorie si esauriscono e si sono esaurite del tutto, quando non c'è più niente da fare, diciamo le cose come stanno, i singoli istituti possono attivare per l'appunto delle procedure d'urgenza, che sia chiamata diretta, che sia appunto un appello come quello della scuola di Silea tramite social. Insomma, ciascuno fa la propria partita e cerca di accaparrarsi i migliori supplenti sulla piazza. È che non è appunto semplice. Parliamo comunque di profili provvisori per una settimana, per 2 settimane, e quindi si può derogare ovviamente anche alla logica del titolo conseguito e definitivo. Quindi, in parole povere, possono essere soggetti che ancora non sono laureati. Quindi questo succede nelle scuole della Marca. Ecco Cristian, come hanno preso questa novità, possiamo dirla, questa novità i ragazzi invece, gli studenti attuali della scuola, a trovarsi magari dei supplenti più o meno poco più grandi di loro? Guarda, come ti dicevo, la preside del Max Planck ha parlato di un riscontro positivo, di un esperimento riuscito. Quindi
nonostante l'emergenza, in qualche modo si è riusciti a trovare un'alternativa da un punto di vista pedagogico valida, anche magari un confronto fra generazioni vicine, ma che può essere utile anche in termini, che ne so, di orientamento scolastico. E a proposito di orientamento scolastico e di futuro dei giovani, i giovani trevigiani, do una buona notizia, ne parleremo questa sera nel corso del nostro telegiornale, guardano oltre la pandemia e per fortuna ci verrebbe da dire. Questa mattina in provincia, al Sant'Artenio, all'Auditorium, è stato presentato un importante progetto europeo, si è tornati a parlare di Erasmus, in questo caso di Erasmus Plus, quindi non solo una semplice esperienza in una scuola estera, ma un'esperienza mista, scuola-lavoro. Si apre quindi questo bando importantissimo rivolto a diversi soggetti del territorio, agli studenti del territorio, che appunto sono intenzionati a fare esperienza nei paesi UE, quindi Irlanda, Francia, Germania e quant'altro. Quindi ho parlato un po' con questi ragazzi e tutti quanti dicono vogliamo davvero visitare l'Europa, vogliamo davvero muoverci, perché questi 2 anni ci hanno segnato. Questa sera avremo delle testimonianze importanti da questo punto di vista, ma testimonianze molto positive. Quindi il momento è di caos, un caos generalizzato, dove tutti stanno correndo ai ripari, dove tutti stanno facendo la loro parte, però appunto c'è questa capacità, per fortuna, di guardare avanti. Ecco Cristian, ultima domanda, poi ti lascio andare. Una situazione che potrebbe continuare anche per qualche altro mese, vista ancora l'alto numero di positivi, visti i contagi ormai continui. Siamo diminuiti di un po', ma in realtà i contagi sono sempre tanti. Le scuole riusciranno, a tenere questa situazione sotto, se riusciamo a dire, sotto controllo? Allora, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire di no, perché comunque siamo a 3.000 classi solo nella provincia di Treviso sotto provvedimento, a 10 giorni dal riavvio dell'attività scolastica dopo le festività, quindi è chiaro che stiamo assistendo a un'escalation. Dall'altro punto di vista la partita è in corso. Ieri durante la conferenza stampa del Presidente Zaia se ne è parlato, la stessa direttrice del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo, ha fatto il punto, ha tenuto il punto, ha detto l'attuale sistema che regola le scuole, fatto di quarantene, isolamenti, monitoraggi e tutto quello che ci va dietro, è un sistema, lei ha detto, insostenibile. Non solo, ha aggiunto Russo, il contact tracing, così come è formulato in questo preciso momento storico, non ha più senso, è inutile, va in qualche modo ricalibrato e focalizzato sulle fasce più deboli della popolazione. E la Russo ha quindi anche detto che sul tavolo della trattativa con governo e CTS c'è la proposta di semplificare e di parecchio anche le regole del mondo della scuola. Quindi penso, Daniela, che da qui ai prossimi giorni, da qui alle prossime settimane, magari una volta anche terminato il periodo di fibrillazione dovuto al Quirinale, secondo me il governo dovrà dare una risposta anche in questi termini, perché il fronte delle regioni è assolutamente compatto. Lo stesso Zaia ieri ha detto: io ho la delibera pronta per in qualche modo riconoscere i tamponi in uscita, il tampone in uscita effettuato in farmacia, così come ha fatto per esempio l'Emilia Romagna o la Regione Marche, ma al momento non sono ancora pronto per lo strappo. Concedo ancora un po' di tempo al Ministero della Salute per una circolare generale, per non creare magari ulteriore confusione in un quadro normativo già complesso, però per l'appunto la situazione è insostenibile, lo ha certificato Francesca Russo, che è la numero 1 del Dipartimento di Prevenzione della Regione del Veneto. Quindi le regole vanno cambiate. Questa è la richiesta generalizzata anche dei presidi, per certi versi, perché è chiaro che così non può andare avanti.
Grazie davvero Cristian, grazie, buon lavoro. A voi. Noi adesso ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi invece andremo a Vicenza dove per noi ci sarà la nostra Luisa Bertini. Pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio e continuiamo a parlare di pandemia, parliamo del Covid, delle vaccinazioni, dei contagi, lo facciamo a Vicenza con la nostra Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Sono proprio davanti all'ospedale San Bortolo dove è appena finita la conferenza stampa dell'ULSS 8 proprio per annunciare un altro weekend di vaccinazioni dedicate ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni, anche in virtù del fatto che in questo periodo c'è stato un po' un calo di affluenza delle vaccinazioni per quanto riguarda i bimbi di questa fascia di età. Ovviamente il motivo è presto spiegato con tutte le quarantene, i bambini in isolamento che ci sono e quindi la difficoltà delle famiglie. È stata ovviamente ribadita l'importanza e l'efficacia del vaccino, specie rivolto ai bimbi. Vi do un dato, quindi attualmente sono 5 i minori positivi al Covid ricoverati al San Bortolo, dei quali 3 hanno meno di 12 anni e il primario di pediatria, il dottor Bellettato, ci ha detto anche che a gennaio al pronto soccorso ci sono stati 600 accessi di bambini tra 0 e 14 anni, il 70% dei quali è arrivato per problematiche legate al Covid e di questi il 50% aveva il Covid, quindi diciamo in media al giorno loro hanno 5 bambini ricoverati. Quindi per far fronte diciamo a questi ricoveri e alle patologie soprattutto che seguono il Covid viene ribadita l'importanza della vaccinazione, campagna di vaccinazione che nel territorio dell'ULSS 8 ha raggiunto il 34% della fascia dedicata a 5-11 anni con 1.005 vaccinati più i 593 prenotati, con un significativo 31% di questi che hanno già ricevuto la seconda dose. Poi è stata fatta anche una panoramica su tutte le classi attenzionate appunto afferenti al territorio dell'ULSS 8, perché sono 463 le classi attualmente monitorate, che comprendono 9.260 ragazzi e 209 classi in quarantena che comprendono 4.180 ragazzi e a questi ovviamente segue tutto quello che è la procedura di contact tracing e ovviamente i contatti diretti con i familiari e il monitoraggio ovviamente da parte del SISP anche a tutte queste famiglie. Quindi diciamo è stata ribadita la necessità di accedere alla campagna vaccinale. Se abbiamo ancora un attimo... Sì, dimmi pure, scusami Luisa. No, ti dicevo, se abbiamo ancora un attimo ti do anche una brevissima notizia di cronaca, perché sempre parlando di Covid e di Green Pass, oggi è scattato un controllo diciamo, in un bar del Vicentino in zona Sant'Agostino, dove un uomo era entrato in un locale per consumare una bevanda e non era in possesso del Green Pass, ma aveva mostrato la certificazione del fratello, quindi è stato denunciato anche per sostituzione di persona, quindi diciamo in periodo Covid capita anche di questo. Ecco Luisa, ti volevo fare anche una domanda. Abbiamo sentito insomma tante le classi che sono attenzionate, classi che sono in quarantena, insomma hanno difficoltà, abbiamo visto un po' in tutte le province, soprattutto a Treviso, dove la situazione è davvero, possiamo definirla proprio di emergenza da questo punto di vista, e molti presidi stanno cercando di andare al riparo, addirittura in un istituto sono stati presi insomma momentaneamente, in maniera temporanea, dei professori, degli studenti in realtà che si sono già diplomati l'anno scorso o 2 anni fa e che fanno l'università per cercare di tamponare la situazione. Lì com'è la situazione anche da questo punto di vista, anche dal punto di vista degli insegnanti?
Sì, sicuramente anche qui c'è molta difficoltà di intercettare i docenti proprio a fronte di quelle che sono le quarantene, perché è dilagante il fenomeno ovviamente anche qua come nel resto del paese, insomma, quindi la difficoltà sicuramente c'è. Luisa, ti ringrazio intanto, ti ringrazio davvero. Grazie a voi. Grazie e soprattutto buon lavoro. Noi rimaniamo nel Vicentino perché il centro medico del quartiere Laghetto chiuderà per mancanza di nuovi medici di base e i residenti allarmati chiedono provvedimenti urgenti. Vediamo se è pronto, si possono proporre il servizio e poi invece ci collegheremo di nuovo con Venezia. Un quartiere così non può restare senza medico, insomma. Il servizio del medico di base nel quartiere Laghetto è a rischio. A causa della carenza di nuove leve, il centro di Via Lago di Lugano potrebbe chiudere a breve. L'unica dottoressa rimasta non può farsi carico dell'affitto dell'intera struttura. Beh, insomma, come si fa? 3.000 persone restano senza medico, 3.000, perché c'è due che uno va in pensione e uno va via. Come fermo? Tocca fare 5 km per andare dove va. Oppure entrare, cambiare i due e con tutto... guarda qua. Dicono che l'ULSS è avvertita e che andranno a fare e speriamo che questo avvenga quanto prima, perché tanti sono andati a Poleggi, che è un problema, perché l'autobus c'è, mi sembra 2 o 3 corse alla mattina, mezzogiorno e sera. Bisogna andare in fondo in Viale della Pace, bisogna andare in Viale Trieste. È un problema grosso, sì, perché qui la gente non si sposta facilmente. Non può spostarsi, alcuni non hanno proprio niente. È un disagio grandissimo questo. Sono d'accordo che gli abitanti qua del quartiere possano contribuire per mantenere questo presidio medico. Beh sì, certo che è un problema grave per il quartiere, assolutamente. È una grossa perdita per il quartiere, che è un quartiere pieno di gente anziana. Tutti avevano come punto di riferimento il centro medico. Molta gente non ha più neanche la macchina, non guida, quindi andare a trovare un medico lontano diventa un problema. Quindi sì, penso ci sia necessario trovare un accordo, insomma, più che noi, le persone che sono più coinvolte, ecco. È stato chiesto un intervento anche in Consiglio Comunale. L'ipotesi è un contributo all'affitto, ma non solo. Ci sarebbero 3 possibili opzioni di proprietà pubblica nel quartiere da poter riutilizzare. Più che un contributo all'affitto, bisogna trovare una struttura la quale sia comunale oppure regionale o dell'ULSS. In teoria si dovrebbe avere questi 3 posti, i quali sostituiscono la struttura qua attuale e ha quasi la stessa possibilità di fornire un servizio completo ai cittadini. Fra l'altro la questione dei medici di base, lo sappiamo, è una questione un po' in tutte le province, con la carenza dei medici e la difficoltà davvero, come avete sentito, dei cittadini. Come vi avevo anticipato, torniamo invece a Venezia per parlare anche di cronaca e lo facciamo con la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno ancora. Sì, ben ritrovati Daniela, eccoci qui per la cronaca, perché c'è stato un maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza di Venezia che riguarda un numero importante di borse in pelle che riportavano il marchio Made in Italy, ma che Made in Italy non era. In particolare i finanzieri hanno individuato un negozio del centro storico di Venezia gestito da una persona straniera che esponeva in vetrina proprio vari modelli di queste borse e dunque riportante un'etichettatura in cui si diceva che il prodotto era stato creato in Italia, dunque prodotto proprio in Italia, così poi dopo le opportune verifiche da parte dei finanzieri si è scoperto che non era e quindi è scattata un'attività decisamente più ampia che ha interessato altri 7 negozi del centro storico di Venezia e consentire di rinvenire del materiale simile e sequestrare dunque 3.700 borse in pelle, munite appunto di questo cartellino che attestava la produzione in Italia, ma così non era. Nel contempo però le Fiamme Gialle hanno proseguito la loro indagine, sono state in grado di risalire anche a gran parte di questa filiera commerciale, individuando la provenienza dei prodotti da un centro di commercio all'ingrosso con sede a Padova e riconducibile proprio a questi soggetti stranieri che appunto poi
poi rivendevano la merce nei loro negozi. E dunque proprio sulla scorta della documentazione che è stata acquisita nel contempo si è scoperto che sarebbero state poi importate direttamente dalla Cina. A seguito delle perquisizioni nei vari locali sono poi state sequestrate altre 4.000 borse in pelle, dunque per un totale davvero importante. Nel corso delle operazioni sono state rinvenute 15.000 etichette anche con scritto Made in Italy e si ritiene proprio fossero pronte per essere attaccate, o meglio cucite, proprio su queste borse e forse anche su altri prodotti, proprio per identificarli come merce Made in Italy, ma che Made in Italy non erano. All'esito poi delle complessive attività che sono state condotte, i finanzieri hanno segnalato alle repubbliche competenti, alle procure delle repubbliche competenti di Venezia e Padova, ben 9 persone ritenute responsabili di frode nel loro esercizio commerciale e vendita di prodotti con marchio falsificato. Naturalmente sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Guardia di Finanza proprio per intercettare ulteriori canali eventuali di approvvigionamento dei prodotti di pelletteria da parte di negozianti di origine straniera del centro storico di Venezia, proprio per tutelare tutti i consumatori e soprattutto anche i milioni di turisti che arrivano a Venezia ogni giorno e quindi che appunto possono non incorrere in merce contraffatta e dunque non originale. Ecco, se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria, grazie ancora e buon lavoro. Io adesso dovrei avere il collegamento con Oscar Miotti, che è uno psicoterapeuta, e lo vedo già. Buongiorno. Buongiorno. Dunque, con lei ovviamente, non so se ha sentito poco fa volevo parlare anche della situazione dei giovani, perché abbiamo visto tantissime classi che sono attenzionate, classi che sono in DAD, è una situazione davvero difficoltosa anche per le famiglie, ma non solo, soprattutto per i giovani e fra l'altro c'è anche la questione che adesso le chiedo di presidi che stanno andando al riparo, perché purtroppo ci sono anche tantissimi insegnanti che sono a casa e quindi si cercano delle soluzioni alternative come quella di una preside di una scuola trevigiana che dice vabbè, prendo gli studenti, quelli che si sono diplomati, e momentaneamente li metto insomma diciamo a fare il supplente, ad insegnare nelle classi che rimangono sono scoperte. È una situazione davvero difficile in questo momento, soprattutto per i giovani. Sì, è una situazione, intanto buongiorno a tutti, è una situazione difficile perché non abbiamo prospettiva di fine, cioè noi non sappiamo quando finirà questa situazione, o almeno abbiamo delle prospettive. Quando saremo tutti vaccinati, mi viene da dire, allora probabilmente finirà, però non solo in Veneto, a livello planetario, ecco, questo mi sento di dirlo. I giovani però loro sentono che non hanno una prospettiva a medio termine e quindi vedono, non so, lo sport compromesso, la scuola, stiamo parlando di scuola, il fatto che magari uno sta in quarantena perché è ammalato positivo, torna a scuola, ha gli altri amici in quarantena e sta a casa ancora, quindi rischia di stare a casa, di non tornare più a scuola se andiamo avanti così, e quindi immagino che il disagio sia tanto. Mi piace cosa dicono i presidi di chiamare i ragazzi appena diplomati, in fondo avere dei, tra virgolette, fratelli più grandi che ti aiutano, questo potrebbe essere un'idea, però non è didattica ovviamente. Ecco, secondo lei, qualcuno dice forse sarebbe stato meglio iniziare un po' più tardi oppure iniziare con la DAD e magari evitare poi quello che in realtà è accaduto, il vedere insomma tantissime classi che sono ormai in quarantena. Sarebbe stata possibile secondo lei questa soluzione oppure avrebbe compromesso ancora di più la situazione per i giovani? Allora, eravamo in una situazione di contagio molto alta, quindi forse rallentare un po' potrebbe essere servito
di fatto è bella anche l'intenzione di non penalizzare i ragazzi, però è vero che durante le vacanze c'è stato molto giro di persone che si sono incontrate e quindi alla fine il virus stesso ha girato. Paradossalmente a scuola i nostri ragazzi sono più sicuri perché per 6-7 ore loro tengono le distanze, hanno un comportamento corretto e quindi di per sé la scuola favorisce meno il contagio. Certamente quello che è capitato durante le feste di Natale, dove c'è stata più facilità di incontro, lì anche il virus ha dilagato. Che cosa lascerà tutta questa pandemia, quello che è accaduto, questi 2 anni che, possiamo dirlo, insomma, sono 2 anni persi per i ragazzi, per i giovani, ma non parliamo solo di studenti delle superiori, ma anche degli studenti universitari? Beh, lascia, secondo me, il fatto di non aver vissuto una vita normale, con delle opportunità normali, aver fatto un esame come fare l'esame a distanza, fare una tesi di laurea a distanza, fare il giorno della laurea meglio ancora. Sono persone che non hanno potuto ricevere la stretta di mano dal presidente di commissione o altro. Allora sicuramente per molti ragazzi che si sono abituati a stare riparati, adesso un ritorno alle relazioni normali comporterà sicuramente un certo disagio. Vediamo anche una certa aggressività negli adolescenti. Dottor Minotto, io ho un attimo una breve pausa pubblicitaria obbligatoria, per cui dopo rientro con lei subito, anche perché è un argomento che a cui le famiglie sono davvero interessate. Diamo quindi la pubblicità e poi torniamo di nuovo qui in studio. Rieccoci di nuovo in studio. Dunque parlavamo insomma, di 2 anni persi da parte dei giovani, ma anche, dottor Miotti, l'avevamo sentito anche dei bambini che dicevano senza mascherina, cioè con la mascherina ti conosco ma senza mascherina non ti riconosco più. Allora anche questo sta creando il fatto di Mi scusi perché non sento l'audio, è troppo basso, lei riesce... Non la sentiamo bene. Allora provo a vedere di avvicinarmi un po'. Ecco. Se mi sentite Adesso meglio. sì, adesso bene. Allora sì, il fatto di essere con la mascherina effettivamente non ci si riconosce più, magari ci si vede dopo un po' di tempo. A me riconoscono per tanti segni, soprattutto per la chioma, quindi vengo riconosciuto facilmente, ma altri invece non li riconosciamo più. I bambini stessi potrebbero avere, anche i ragazzi, parlo, nel momento in cui si tolgono la mascherina, quasi una sorta di perdita della familiarità della propria immagine, non tanto il volto, ma io credo proprio abbiamo assistito per esempio a ragazzine che hanno un problema anche con il proprio corpo, anche di anoressia, abituati a casa con la tuta, ritornano a frequentare le persone, si sentono a disagio. Ecco, questo sicuramente sarà oggetto della nostra osservazione nei prossimi mesi. Ecco, lei parlava di anoressia, è aumentato purtroppo questo fenomeno dell'anoressia ma anche della bulimia nei giovani con questi 2 anni difficili? Assolutamente sì, anche perché voglio dire si sta a casa e magari non si ha un tempo organizzato, quindi il rischio di mangiare anche durante la DAD e quindi non c'è più quell'igiene alimentare che le persone avevano. Poi succede il senso di colpa per cui effettivamente ci si sente in colpa e si fanno dei digiuni e comincia il percorso legato all'anoressia. È più complessa sicuramente l'instaurarsi di questa patologia, però questo può essere un elemento facilitante. Ecco, se dovesse dare un consiglio alle famiglie, quale potrebbe essere il campanello d'allarme per richiedere un aiuto?
Allora, sicuramente il fatto che ci siano dei ragazzi che si isolano per troppo tempo, ecco, se questo capita, non preoccuparsi subito, nel senso che ci sono dei ragazzi che stare in camera loro con il computer, con il telefonino è l'unico modo per essere in contatto con gli altri, quindi non dobbiamo subito patologizzare. Però è vero che se non c'è un tentativo anche di ripresa delle relazioni, questo è un segnale. Oppure anche un'alterazione del ritmo sonno-veglia, cioè il fatto che magari uno sta di notte a giocare, di giorno magari è poco attivo. Ecco, questi sono segnali, e poi sicuramente anche un aumento dell'aggressività. Ecco, rispetto all'aggressività mi sento di dire che quando si è costretti da delle limitazioni è anche una normale reazione quella di voler anche mostrare una certa aggressività, e questo chiaramente, se non sconfina nella delinquenza, in parte è anche tollerabile. Ecco, lei mi ha anticipato la domanda perché ne abbiamo parlato proprio con il comandante di Vittorio Veneto prima. Sono aumentati nell'ultimo periodo, negli ultimi 2 anni, altro che periodo, i fenomeni di violenza, di bullismo, ma anche piccoli reati, cioè di giovanissimi, parliamo di 15enni, di 16enni. E qualcuno dice è collegato alla pandemia, è così? Allora, c'è sempre stato un fenomeno negli adolescenti di trasgressione, cioè trasgressione adolescenziale, andare contro le regole. Questa non è patologia, ma è una normale evoluzione. Il problema adesso è che è su larga scala, cioè voglio dire, ci sono più microfenomeni che in un certo senso si manifestano. E quindi io ritengo, come dicevo prima, il fatto di essere stati repressi, reclusi, ha scatenato una certa insofferenza che in qualche maniera si deve scaricare. Allora io vorrei dire, dobbiamo tornare presto a una forma di gestione, magari non saremo fuori dal virus, ma dobbiamo gestirlo questo virus, e permettendo alle persone di fare lo sport. I ragazzi devono tornare nei campi di gioco, devono tornare a fare il loro sport, perché quello permette di incanalare una certa energia, una certa aggressività in maniera intelligente. Lasciare i ragazzi senza regole, prima troppo regolati, poi senza regole, questo porta a questi fenomeni. Sono delle forme di esistenza, è come dire io esisto se spacco, però chiaramente questo non è tollerabile, non è auspicabile. Ecco, abbiamo visto anche nella provincia di Treviso tanti fenomeni proprio di baby gang o di addirittura bulletti che bloccavano ad esempio gli autobus o comunque minacciavano anche, quindi insomma episodi gravi, magari altri studenti o minacciavano gli autisti. Si potrà in qualche maniera riuscire a recuperare questi giovani, perché poi insomma, come detto, è un fenomeno che è aumentato proprio in questo periodo. Noi non solo dobbiamo e lo vogliamo immensamente, sono il nostro futuro, questi ragazzi, probabilmente io ritengo che per esempio metterci in ascolto di loro, metterci in ascolto anche delle famiglie, perché stanno vivendo un disagio, e quindi probabilmente questa aggressività non va tollerata, nel senso che ci va una repressione, ma nello stesso tempo noi dobbiamo ascoltarli. In questo senso io voglio proprio anche sollecitare l'avvio di progetti che tra l'altro sono finanziati di psicologia scolastica, perché la scuola è ancora il luogo dove noi possiamo intervenire, perché per fortuna tanti ragazzi, la maggior parte, vanno a scuola e lì possiamo fare un bel intervento di prevenzione primaria anche dell'aggressività prima che si arrivi a questi fenomeni che poi sono difficilmente recuperabili. Ecco, da parte delle famiglie anche diceva il maggiore Agressi, diceva
se vedete che ci sono dei comportamenti strani, comunque chiedete consiglio, appellatevi alle istituzioni, venite anche da noi, perché insomma le forze dell'ordine non sono solo repressione. Sì, anzi le forze dell'ordine hanno spesso, io ho lavorato tantissimo con le forze dell'ordine, ci lavoro ancora, hanno anche un'opera educativa, non è il loro compito, però ci sono dei papà di famiglia, delle persone che in questo senso mostrano una grande saggezza e sicuramente bisogna lavorare insieme le istituzioni, la sanità, la psicologia. Il nostro ordine regionale è molto attivo, io sono un consigliere di questo ordine e lavorare insieme sicuramente con le famiglie e le forze dell'ordine, io credo che insieme ce la faremo, perché questi ragazzi hanno bisogno di vedere una luce per il futuro e tante volte le notizie che vengono date, io vi ringrazio per l'opera che voi fate anche di informazione, però ci va un'informazione che sia coerente e a volte anche la scienza stessa non è coerente con se stessa, tante volte bisognerebbe fare un atto di umiltà, dire non so le cose e non dire le cose tanto perché devo dire qualcosa e poi tutto sommato rischiamo di creare molta confusione nelle persone. Ecco, dottor Miotti, anche un altro fenomeno che insomma c'è sempre stato, si diffonde adesso di più, ma in realtà non è derivato dalla pandemia, maggiormente adesso, che sono i social. Moltissimi giovani che utilizzano i social, si parlano, ma ci dicevano anche le forze dell'ordine, estrema attenzione, perché poi i social sono utili ma possono essere anche molto pericolosi. Sì, allora sicuramente si fa riferimento al fatto che i social sono un'ottima opportunità per mettersi in contatto. E non la sentiamo molto bene, aspetti perché ecco. Allora, è inutile, i social sono un'ottima opportunità per mettersi in contatto, per rimanere vicini, però attraverso i social si possono fare atti di cyberbullismo. Non è un fenomeno nuovo, ma sicuramente con la pandemia si è amplificato il fatto che comunque tante persone vengono prese in giro. Allora, su questo noi dobbiamo vigilare, il cyberbullismo è un reato e quindi su questo anche ci deve essere la massima repressione di questi reati. Sicuramente poi le persone vanno rieducate, chi ha sbagliato va rieducato, però io direi anche ai genitori, occhio quando in questo senso vediamo dei ragazzini che sono tristi in maniera immotivata, stiamo attenti perché ci possono essere stati dei fenomeni di cyberbullismo, di presa in giro attraverso la rete. Ecco, quando dicono che l'uso prolungato del telefonino, del computer, i collegamenti insomma, di tantissime ore sui social, forse insomma, andrebbe un po' mediato con i ragazzi, andrebbe forse un po' accorciato questo periodo. Sì, la famiglia non deve perdere, mamma e papà non devono perdere la loro autorevolezza, nel senso che con i figli va contrattato il tempo, va gestito anche il tempo nel quale i ragazzi stanno in social. Non ci possono essere ragazzi che stanno 8 ore al giorno o soprattutto gran parte della notte. Questo poi si vede di mattina, si vede a scuola, sono ragazzi che non riescono a stare svegli. Allora non dobbiamo perdere la nostra capacità educativa, la nostra capacità di dire di no. Un no sicuramente porta a delle contestazioni, porta anche, è faticoso dire di no, ma come diceva una psicologa, Asia Phillips, diceva i no che fanno crescere. Allora senza contrapposizione le persone non crescono, quindi non abbiamo paura di dare dei limiti, dovremmo essere un po' più concordi, nel senso che tra genitori dovremmo essere un po' tutti d'accordo che dopo una certa ora della sera si dorme, si legge un buon libro e si lascia stare la tecnologia.
Ecco, noi parliamo di giovani, parliamo di bambini che ovviamente sono quelli che sono stati maggiormente toccati da questa pandemia, però questa pandemia ha dei risvolti anche sugli adulti. Abbiamo visto anche un aumento purtroppo anche della violenza sulle donne e di un boom di separazioni tra coppie. Questo è stato un fenomeno effettivamente molto vistoso, nel senso che persone che vivevano la vita di coppia, però stando molte ore del giorno fuori casa, oppure vivendo tutta una serie di relazioni, trovandosi poi insieme 24 ore su 24, questo ha portato in molte coppie a vedere la difficoltà. Certe coppie non ce l'hanno fatta a stare insieme, si sono scoperti molto distanti. Altre coppie invece hanno riscoperto lo stare assieme, si sono ritrovate. Sicuramente lei faceva cenno al fatto che in alcuni casi ci sono stati fenomeni di violenza gravi e questo forse in questi casi è bene che vigiliamo sempre. Io dico anche oggi è venuta una persona nel mio studio senza appuntamento, mi ha detto io sono stata picchiata e ho paura anche di quello che è capitato. Allora io direi che non cedere alla violenza, non aver paura, chiedere alle istituzioni di poter essere aiutati. Ecco, parliamo appunto di violenza, ma secondo lei anche la situazione anche economica ha compromesso poi, perché ovviamente quando ci sono poi difficoltà economiche questo porta anche le persone a non riuscire a avere più un dialogo magari tranquillo? Sicuramente il fatto, se io non ho una prospettiva di fronte a me a livello economico di come andrò avanti, di come posso mantenere la mia famiglia, sicuramente poi le relazioni ne vanno a scapito le relazioni, quindi sono meno disponibile con i figli, sono più nervoso, sono nervoso con la moglie, e io ho presente molte situazioni dove c'è un'aggressività proprio perché le persone si sentono in pericolo. Molte posizioni economiche lavorative sono saltate in questo periodo e questo non è da sottovalutare. Ripeto proprio quello che dicevo inizialmente, noi non abbiamo ancora una prospettiva di fine e c'è nella gente proprio una grande stanchezza in questo momento. Come ultima domanda le volevo proprio chiedere questo: non c'è purtroppo ancora una fine a questa pandemia, ogni volta si spera che insomma nei mesi questo Covid sparisca, ma ancora non abbiamo una fine. Si dovrà una volta terminata insomma questa situazione, ci sarà molto da ricostruire anche a livello psicologico. Sì, assolutamente. Noi ci stiamo attrezzando, dovete sapere che fin dall'inizio della pandemia, dal giorno dopo, noi ci siamo messi a disposizione in varie forme, anche gratuitamente, per la popolazione. Ci sono state varie situazioni organizzate per dare una mano. Allora io direi di dare un consiglio. Non abbiamo una prospettiva di fine, però è come dire, cominciamo ogni giorno a dare un senso anche a questa fatica che c'è, senza proiettarci già sulla fine. Cioè, è come dire, se io dico non ho la soluzione, allora mi frustro se non ho il senso della fine, ma se io invece do un senso a ogni giorno, forse questo è più semplice, spezzetto la fatica dell'attesa, intanto facendo la mia parte. Ecco, io ritengo che se ognuno fa la propria parte ce la faremo a venirne fuori, perché questo è nell'ordine delle cose. E soprattutto noi esseri umani abbiamo la capacità di adattarsi e di superare le cose. Credo che la pandemia ci ha proprio fatto scoprire questo. Nonostante quello che è capitato, noi abbiamo avuto la capacità di adattarci e di superare le difficoltà grosse dettate dalla pandemia. Grazie davvero, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Dunque, noi ci fermiamo adesso, qualche istante di pubblicità, poi andremo a Treviso dal nostro Christian Arboit per altre notizie. Siamo tornati nuovamente in studio per l'ultima parte di questa nostra diretta e andiamo a Treviso dal nostro Christian Arboit per parlare della qualità dell'aria. Christian, buongiorno. Sì, buongiorno di nuovo Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori. Parliamo di qualità dell'aria perché questa mattina alla Sant'Artemio, che è la sede della provincia di Treviso, si è presentato il piano ambientale per il 2022. Di fatto da alcuni anni l'ente provincia è in prima linea per la lotta all'inquinamento e soprattutto per la riduzione delle emissioni in atmosfera. Di fatto da 3 anni la provincia è artefice del cosiddetto piano caldaie, una vera e propria task force fatta di istituzioni, comuni, la provincia stessa e operatori artigiani anche del sistema per il ricambio dei dispositivi in uso, quindi verso una transizione ecologica delle stesse caldaie. Sono stati erogati milioni di euro in questi anni. Nel 2022 c'è una riconferma ma anche una novità, perché si andrà a rifinanziare il bando per circa 1 milione di euro, 900.000, poco più di 900.000 per l'esattezza, quindi una somma consistente, ma il bando sarà finalizzato non alle famiglie, non ai privati che sono stati beneficiari fino a oggi, per lo più sono stati beneficiari di questa strumentazione, ma alle imprese. Quindi le imprese della marca trevigiana avranno la possibilità di sostituire le loro caldaie grazie a questo bando dell'ente provincia che sarà pubblicato a breve. Ne ha parlato questa mattina per l'appunto il presidente della provincia Stefano Marcon con il consigliere delegato all'ambiente, la sindaca di Crocetta della Montello Marianella Tormena e i vertici di ARPAV con Rodolfo Vassanna, che è dirigente provinciale dell'ARPAV. Rodolfo Vassanna, che ha fatto un punto molto interessante della qualità dell'aria in provincia di Treviso. Come sapete, la provincia di Treviso è tra le più colpite dal fenomeno del PM10, così come buona parte delle province della pianura padana, ma c'è fortunatamente una buona notizia, perché da un'analisi fatta appunto sull'ultimo decennio si stanno registrando negli ultimi anni minori sforamenti delle fatidiche e famigerate PM10, le polveri sottili. Come sapete, all'interno di un anno la soglia consentita è quella di 35 sforamenti, ebbene l'anno scorso a Treviso ci sono stati 45 sforamenti, quindi 10 sforamenti in più del consentito, ma c'è da dire che negli anni scorsi andava peggio, si era arrivati anche a 100, in alcuni casi anche di più. Certo, ha contribuito anche la pandemia con la diminuzione degli spostamenti, però c'è da dire anche, Daniela, che proprio nel momento clou della pandemia, dei vari lockdown, delle restrizioni di area rossa, la gente è rimasta in casa e quindi ha utilizzato di più il riscaldamento, quindi c'è anche stato questo fattore di compensazione. Resta il fatto che ARPAV ha in qualche modo studiato il fenomeno e ha certificato che c'è stato un miglioramento complessivo dell'aria. Certo, serve fare di più, bisogna andare avanti, ma comunque ci sono stati minori sforamenti, le caldaie sono state cambiate in tantissime abitazioni della marca grazie anche a questo bando. Ora ci si concentra soprattutto sulle imprese dove ci sono ancora tante caldaie a gasolio che contribuiscono all'incirca per il 6-7% delle emissioni totali di CO2 nell'atmosfera appunto della marca trevigiana. Quindi questa è un po' la situazione che è stata affrontata questa mattina in provincia con gli amministratori locali e appunto l'autorità preposta al controllo
dell'ambiente. Quindi poi l'ultimo fattore importante è l'effetto volano sull'economia, perché comunque parliamo di contributi per 900.000 euro, ma appunto gli interventi sono di svariati milioni di euro, e qui entrano in azione le aziende del territorio, i caldaisti e quant'altro, quindi c'è anche questo aspetto da considerare, Daniele. Grazie davvero Cristian, grazie, buon lavoro. Noi siamo arrivati davvero al termine di questa nostra prima edizione, ovviamente poi maggiori particolari anche per quanto riguarda il nuovo DPCM firmato da Draghi, che riguarda il Green Pass nei negozi, quindi quali saranno i negozi dove si potrà entrare col Green Pass e quali invece dove non servirà averlo, nel corso dei nostri telegiornali a partire dal Veneto delle 18:30. A me non rimane che salutarvi e ringraziare anche i registri Tony Esposito e Simone Merlo, che sono rimasti con noi tutto questo tempo, passo dopo passo ci hanno seguito. Io vi lascio alle previsioni del tempo e grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, ma irrompono venti freddi dalla Russia. L'Italia si troverà nelle zone di confine, dunque il tempo sarà stabile. Il dettaglio di venerdì 21 gennaio. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno, salvo possibili locali annuvolamenti sui settori montani. Non si esclude anche qualche locale riduzione della visibilità nelle ore più fredde in pianura, specie sui settori più meridionali della nostra regione. In pianura venti moderati, a tratti tesi dai quadranti orientali, in attenuazione nel corso del pomeriggio. Diamo uno sguardo alle temperature, che saranno in calo per quanto riguarda le minime, con gelate piuttosto diffuse, massime sui 3-7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo, come vediamo, un ampio soleggiamento. Il cielo sarà sereno o velato e non sono previste piogge. Temperature minime tra -3 e 0 gradi, massime sui 5-7 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove anche qui sarà piuttosto soleggiato. Il cielo sarà sgombro da nubi, neve a bassa quota sui confini alpini.